Nota di servizio, visto che siamo registrati perché, come è stato ampiamente annunciato, poi la registrazione di questo evento verrà mandato a tutti gli iscritti, visto che la domanda è abbastanza alta di delucidazioni sul tema, direi che anche le domande, per favore, poi alla fine giratevi il microfono, così le domande che potete avere voi possono essere utili per i colleghi. Bene. 10 minuti accademici fatti, quindi benvenuti e grazie di essere qui questa sera. Io ogni volta che apro anche gli incontri, quelli mensili, con Barbara, con la dottoressa Rizzato, storica, commercialista dell'ordine, dico sempre che è un tentativo da parte di un ente pubblico di resistere al sistema pubblico, perché viviamo in un paese particolarmente complesso e ogni anno le novità sono tante, spesso sono particolarmente fantasiose e capita che si possa avere la sensazione che il settore pubblico in Italia spesso tenda a rendere la vita particolarmente difficile a chi lavora nel privato. Questo può essere vero, può non essere vero. D'altra parte anche l'ordine degli psicologi, fino a prova contraria, è un ente pubblico e in questo senso, anche come pubblico ufficiale, mi sento di dire che lo Stato, in questo caso tramite l'ordine degli psicologi, cerca di essere quanto più vicino possibile alla propria comunità di riferimento. Noi cerchiamo di dare a voi tutti gli strumenti possibili per navigare quanto più possibilmente in maniera agevole attraverso queste novità. Tra l'altro so anche che non c'è stato un grandissimo preavviso per la data di questo seminario, d'altra parte abbiamo dovuto da una parte attendere che tutto fosse cristallizzato e di poter dire cose abbastanza sicure, dall'altra la necessità di fare questo momento di formazione, informazione e condivisione prima delle scadenze, quindi in tempo utile. Per cui la finestra di giorni in cui abbiamo potuto fare questo seminario e in cui abbiamo potuto dare comunicazione si è necessariamente ristretta, quindi la vita è complicata anche per noi ed è questa la ragione per cui abbiamo investito molto anche a livello di comunicazione nello spiegare che i materiali saranno tutti disponibili online dal prima possibile. Io spero che in settimana vengano già ampiamente mandati, perché la novità è stata grande. Oggi si parla nello specifico della fatturazione elettronica, ultima novità, e poi anche del regime forfettario e altre novità varie ed eventuali che poca cosa, fondamentalmente queste due cose che sono atto delle ultime normative a dicembre. Alcune questioni di attuazione si sono allungate fino a gennaio e adesso però ci troviamo a doverle affrontare. Io sono sicuro che ce la faremo, dobbiamo farcela, non è semplice. Ecco, una cosa che mi sento di dire: noi psicologi spesso tendiamo a sentirci forse un po' soli, un po' bistrattati, anche perché non guardiamo a volte le altre professioni. Il momento è difficile per tutti, il momento è sicuramente complicato e le nostre difficoltà sono le difficoltà di tantissimi liberi professionisti. Non tutti i liberi professionisti sono versati nelle questioni fiscali e giuridiche come i commercialisti, che voi avete problemi a fare le vostre dichiarazioni dei redditi. Usate un altro commercialista o le fate da soli? Diciamo che le facciamo per ultime di solito. Ecco, ok, per ultime, però almeno fate in casa. Il figlio del ciabattino ha sempre scarpe bucate, giustamente, ecco. Curiosità latere. Comunque, ecco, quello che mi sento di dire, prima di parlare di tematiche non semplici e che forse possono dare anche qualche lieve mal di pancia, potrebbero avere questo effetto, non facciamoci prendere da disfattismi o non sentiamoci travolti da questa difficoltà. Sono difficoltà, ma in questo paese si può ancora lavorare, si può ancora riuscire a fare la professione in maniera dignitosa e se mai venissimo presi dallo sconforto, ricordiamoci che
senza nulla togliere a qualunque altra professione. La nostra mission, la nostra visione professionale, la motivazione etica, la motivazione morale che ci hanno spinto a scegliere questo lavoro, quindi quella di supportare, migliorare la salute delle persone, è quella forza che ci deve dare quel po' di grinta in più anche per affrontare questi adempimenti, queste complicazioni, queste cose che lo Stato ci mette gentilmente di fronte come obbligo e non come scelta. Per cui lascio poi la parola alla nostra Barbara Rizzato, ormai istituzione ordinistica. Faccio parte dell'arredamento, vuoi dire? Secondo me più i muri della sede, direi. Nel senso, beh, ma devo dire che anche sta cosa, i professionisti, io capisco rotazioni e tutto, però hai avuto anni per conoscere l'evoluzione anche normativa specificamente degli psicologi. Gli psicologi conoscono te e di te si fidano, tu conosci gli psicologi e conoscere bene una materia è cosa fondamentale. Quindi massima fiducia, sapete che Barbara è raggiungibile anche tramite i canali istituzionali, mail e tutto, ha i suoi appuntamenti, quindi riceve via telefono e via De Visu, facciamo gli incontri di avvio alla professione in cui si parla anche di questi temi, perché poi vanno nel circolo degli incontri, quindi non è l'unica possibilità che avete di chiedere aiuto. L'Ordine cerca di essere un fornitore di servizi utili, il servizio fiscale, quello giuridico, quindi l'avvocato laddove serva, gli incontri di deontologia, tutela, insomma quello che possiamo fare con i nostri mezzi lo facciamo, ma fondamentalmente la cosa più importante è che in tutti gli aspetti della professione, da questo a quello del marketing, a quello di non fare cose contro la legge, la responsabilità poi alla fine è di ciascun professionista che in scienza e coscienza pratica e fa quello che deve fare. Per cui diamo la parola a Barbara, teniamo alti gli spiriti, impariamo qualcosa di nuovo e attrezziamoci per navigare al meglio nel mare magnum delle novità fiscali del nostro paese. Grazie ancora per essere venuti, grazie Barbara e buon pomeriggio, buona serata. Grazie. Il microfono dopo per le domande. Boh. Vai Barbara. Poi ho spento un pulsantino questo qua rosso poi si Ottimo. Grazie. Beh, allora, oggi i temi della giornata sono fondamentalmente la fatturazione elettronica e il regime fiscale forfettario, così come è stato rivisto dall'ultima legge di bilancio. Poi magari qualche accenno, ma molto molto veloce, a qualche altro aspetto previsto dalla legge di bilancio che può essere di interesse immediato o magari anche per il prossimo anno 2020, però insomma in maniera abbastanza rapida. Ci soffermeremo sicuramente molto di più sui primi due temi, che tra l'altro sono anche tra di loro collegati, perché tanti di voi ormai avranno preso atto che chi è in regime fiscale forfettario o comunque in regime agevolato ha un esonero dall'emissione delle fatture elettroniche, quindi per quello che riguarda il cosiddetto ciclo attivo, tutto sommato non ha grossi problemi da gestire nell'immediato. Però secondo me ci sono diversi aspetti che vanno un attimino capiti e soprattutto credo che sia opportuno che chiunque interagisce in questo paese, in questo periodo storico in cui comunque la fatturazione elettronica è un po' la questione, diciamo, del momento, anche per rendersi conto di quelle che possono essere le criticità e un po' anche le ripercussioni sulla propria attività e sulla propria contabilità, sia importante in ogni caso capire come funziona e che cos'è questa fatturazione elettronica, anche per interagire effettivamente con gli altri operatori economici. Quindi andiamo sicuramente a affrontare un po' nello specifico che cosa la normativa oggi prevede. Il 2019 vede appunto l'esordio della fatturazione elettronica tra privati. Allora, innanzitutto diciamo subito che non è cambiato nulla per quello che riguarda la fatturazione agli enti pubblici. Quindi se fino all'anno scorso
eravamo già abituati che a prescindere dal regime fiscale comunque la fatturazione agli enti pubblici doveva essere fatta necessariamente come fatturazione elettronica, su questo non è cambiato niente, non è cambiato né l'obbligo né le modalità di adempiere a questo obbligo, quindi a prescindere poi dal regime fiscale adottato. Invece quando parliamo di fatturazione elettronica tra privati, chi è che resta escluso in realtà allo stato attuale? Diciamo chi è in regime agevolato, quindi minimi e forfettari, e questo per legge, quindi ad oggi non è un esonero temporaneo, ma è un esonero fino a che non cambiano la legge, per capirci, e in realtà solo per il 2019 i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, per le sole prestazioni ovviamente che sono oggetto di trasmissione anche nel momento in cui la trasmissione non avviene per opposizione del paziente. Precisiamolo questo perché su questa cosa qui si è discusso molto e c'è stata un po' di confusione soprattutto nell'ultimo mese di gennaio. D'altro canto stiamo parlando di una normativa che è entrata in vigore in questa sua formulazione, quindi con questo divieto espresso di trasmettere fatture elettroniche se si fanno fatture a pazienti, con la legge di bilancio approvata il 30 di dicembre, quindi insomma diciamo che non è che abbiamo avuto largo anticipo poi per andare anche a fare delle valutazioni sull'interpretazione letterale che si voleva andare a dare alla normativa. Diciamo che cos'era successo? Che il decreto fiscale approvato il 17 di dicembre aveva inizialmente previsto un esonero solo per le fatture trasmesse al sistema tessera sanitaria, quindi effettivamente trasmesse, lasciando intendere che quelle per le quali ci fosse opposizione da parte del paziente, in realtà non venendo fatta la trasmissione al sistema tessera sanitaria rimaneva l'obbligo della fatturazione elettronica. Di fronte a questa formulazione della legge, il 20 di dicembre, quindi a 3 giorni di distanza, il garante privacy ha detto che non era sufficiente lo sforzo fatto dall'agenzia a garanzia della riservatezza dei dati dei pazienti, e quindi nella legge di bilancio è stato modificato il decreto approvato il 17 di dicembre, è stato modificato il 30 di dicembre, giusto per capire un attimo com'è compulsivo il sistema fiscale qualche volta, con le feste in mezzo, insomma, quindi diciamo che si fa anche fatica delle volte a stare proprio tempestivamente al passo di quello che viene deciso. E il 30 di dicembre si è stabilito che tutte le fatture ai pazienti emesse da professionisti o comunque da soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria non andavano, non erano elettroniche, e anzi questo era inteso non come un siete esonerati da, ma avete il divieto di, quindi c'è addirittura un divieto espresso, quindi anche per opzione uno non ha la possibilità di fare fatture elettroniche, proprio perché la tutela che si vuole dare ai soggetti relativi a quelli che hanno appunto ricevuto queste fatture è proprio una tutela di riservatezza, quindi diciamo che la ragione a monte è stata questa. Esonerate anche le fatture a soggetti esteri, quindi anche nel caso di soggetti esteri non c'è nessun obbligo di fare la fattura elettronica. Approfitto, visto che parliamo di trasmissione di dati al sistema tessera sanitaria, per dire una cosa che magari c'entra poco con la fatturazione elettronica, però mi sembra interessante dirlo perché vedo che tante volte ci sono alcuni aspetti sulla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria che non sono ancora proprio acquisiti. Allora, intanto ricordiamoci che il professionista non ha nessun obbligo di informare che farà la trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, quindi non deve acquisire un'autorizzazione alla trasmissione, semplicemente trasmette e basta. Se informa per suo scrupolo morale, chiamiamolo così se lo vogliamo chiamare tale, ma non perché abbia un obbligo di legge nel farlo. Detto questo, nel momento in cui il paziente comunque si dovesse opporre alla trasmissione, l'opposizione va annotata sul singolo documento, quindi sulla singola fattura che va esclusa dalla trasmissione, sulla copia del professionista e sulla copia del paziente. Quindi non serve a nulla un documento fatto ab origine a monte dove mi faccio autorizzare o non autorizzare a mandare i dati. Bisogna che l'annotazione, se c'è opposizione, venga fatta proprio sul singolo documento. Questo è quello che richiede la normativa, quindi attenzione a seguire nel caso la procedura corretta.
Abbiamo detto comunque che nel caso in cui la fattura, opposizione o no, sia una fattura fatta direttamente ad un paziente e che diciamo in linea anche solo puramente teorica andrebbe trasmessa al sistema tessera sanitaria, il problema della fatturazione elettronica lo risolviamo a monte, nel senso che non va mandata e quindi diciamo che ci penseremo nel 2020 a questo problema, perché comunque questo è un problema effettivamente rimandato. Cioè, se qualcuno di voi, non aderendo a regimi agevolati, quest'anno è esonerato dalla fatturazione elettronica perché fattura solamente a privati, l'anno prossimo l'esonero non ci sarà più, o comunque ragionevolmente non ci sarà, perché dovrebbero di nuovo cambiare la normativa. Oggi la normativa prevede l'esonero solo per l'anno 2019 e la ragione molto semplicemente è una ragione di ordine tecnico, cioè non c'era più tempo ovviamente al 30 di dicembre se non di stabilire una proroga. Alla fine questo esonero non è altro che una proroga che consente o che dovrebbe comunque consentire all'Agenzia delle Entrate di adottare tutte le misure necessarie da un punto di vista di tecnologia informatica che consentano di comunque garantire la riservatezza di quei dati che verranno acquisiti grazie alla trasmissione elettronica delle fatture anche dei pazienti. Quindi comunque questo, vorrei dire, è una questione rimandata ma non che possiamo archiviare a regime. Tra l'altro, e apro una parentesi senza voler fare l'oracolo di Delfi, Cassandra, o insomma l'indovino, però attenzione perché ho l'impressione che non ci vorrà molto perché ci possa essere anche il pensiero di estendere l'obbligo della fatturazione elettronica anche a chi è in regime agevolato. Perché se pensiamo un attimo a come è stato pensato questo obbligo e a quando è nato nel 2015 quando il regime fiscale forfettario era un regime tutto sommato limitato come impatto sulla platea di contribuenti potenziali che potevano accedervi. Con le modifiche che sono state fatte alla legge di bilancio di quest'anno, la platea si è talmente estesa e ci saranno talmente tante persone che transitano al regime agevolato, perché ne hanno obiettivamente un'effettiva convenienza, che si riduce anche molto la platea di soggetti obbligati alla fatturazione elettronica. Allora forse questo tutto sommato quest'anno va bene un po' a tutti, va bene per prima l'Agenzia delle Entrate che ha il tempo di verificare che tutto funzioni, di far oliare il sistema e via dicendo. Però a un certo punto, se l'intento è quello effettivamente di avere il più possibile dati diretti online per fare tutte le verifiche da un punto di vista di contrasto all'evasione, perché la ragione della fatturazione elettronica poi è quella, ho l'impressione che insomma prima o poi forse qualcuno ci pensi che un'estensione va fatta anche a regimi agevolati, ecco, quindi magari non distraiamoci, nel senso non mettiamoci una pietra sopra dicendo sarà così per sempre, vediamo, perché poi per sempre in ambito fiscale non è mai detto, quindi bisogna sempre un po' stare allerta. Quanto alle fatture a soggetti esteri, magari sono casi abbastanza rari, però insomma può capitare, un soggetto che non ha codice fiscale italiano, diciamo che la fatturazione elettronica in questo caso è fruibile, è fattibile, non è obbligatoria, quindi c'è un esonero, però potrebbe essere interessante lo stesso ricorrere alla fatturazione elettronica, e quindi qui a prescindere dal regime fiscale che uno ha, semplicemente per evitare un ulteriore adempimento che è il cosiddetto esterometro, che è un adempimento nuovo di quest'anno proprio per tenere monitorate le fatture fatte a soggetti esteri, posto che per queste non c'è l'obbligo della fatturazione elettronica. Quindi vedete che da una parte c'è una semplificazione che torna dall'altra però un po' come una complicazione. Ad oggi devo dire la verità che sembra, e credo che sia abbastanza, possiamo considerarla abbastanza definitiva, come interpretazione, sembra che comunque l'esterometro sia escluso per i contribuenti in regime forfettario e per i contribuenti, i vecchi minimi che sono ancora nel regime insomma ormai in estinzione. Anche se anche su questo insomma si è un po' discusso negli ultimi giorni, ma insomma sembra che questa sia l'ipotesi più accreditata.
Nel caso in cui comunque uno voglia togliersi il dubbio o comunque abbia il problema di dire evito quell'adempimento, può optare per comunque fare la fattura elettronica al soggetto estero compilando il campo destinatario con un codice convenzionale che è un codice composto da 7x. Facendo così si evita, a prescindere dal regime fiscale, l'esterometro, quindi comunque insomma è un modo per semplificarsi un pochettino la vita. Restano elettroniche, ovviamente sempre per chi non è in regime agevolato, tutte le altre fatture, quindi le fatture a soggetti diversi dai pazienti che possono essere fatte per collaborazioni, docenze, supervisioni, cioè qualunque altra attività che non sia un'attività sanitaria o che sia un'attività sanitaria ma fatturata ad un soggetto diverso dal paziente. C'è chi collabora, per capirci, in strutture ambulatoriali, in associazioni, in cooperative, anche se fa attività sanitaria, è comunque soggetto alla fatturazione elettronica proprio perché la fattura non è una fattura ad un paziente, quindi non è una fattura che va trasmessa al sistema tessera sanitaria, quindi in questo caso è elettronica necessariamente. Ovviamente sempre per chi non è in regime agevolato. Invece per tutti, quindi regimi agevolati o no, restano elettroniche, lo dicevamo in premessa, tutte le fatture alle pubbliche amministrazioni. Resta elettronica la gestione del ciclo passivo, perché tutti si sono molto preoccupati ovviamente anzitempo di come si sarebbe dovuto procedere per fare le fatture. Oggi diciamo che la situazione è sicuramente chiara. Secondo me avremo un po' una difficoltà quest'anno, un po' forse di più, per capire come dobbiamo gestire questo benedetto ciclo passivo, cioè le fatture di acquisto. E questo in realtà perché? Perché ovviamente viviamo in un mondo complesso dove anche da un punto di vista così di varietà nel panorama economico ci sono soggetti che le fatture elettroniche sicuramente le faranno e ce le faranno avere. Chi ci fa avere la fattura elettronica ovviamente ci deve far avere una fattura che ha un formato che per avere una valenza fiscale è un formato XML, quindi potenzialmente un formato difficilmente leggibile da parte di un comune utente che non ha magari competenze specifiche in ambito fiscale. La fattura oggi cosa sta succedendo? Ognuno un po' si è organizzato a modo proprio. Il cartaceo di fatto perde di significato, nel senso che quella che è la fattura cartacea è una fattura, la chiamano la copia di cortesia, perché di fatto non ha nessuna valenza fiscale. L'unica valenza fiscale è quella della fattura trasmessa al sistema di interscambio in formato XML ed è tra l'altro a valenza fiscale nel momento in cui è stata ricevuta dall'interscambio e accettata dall'interscambio, perché se viene mandata e non accettata, tra l'altro la valenza fiscale viene meno. Questo cosa vuol dire? Che bisognerebbe sempre prestare attenzione al fatto che ogni cartaceo che io magari ho anche perché ho chiesto una copia di cortesia, perché me l'hanno data anche se non l'ho chiesta, trovi il suo corretto abbinamento con una fattura in formato XML. Diversamente solo il cartaceo non posso considerare che sia sufficiente e oltretutto ho anche il problema che nella conservazione dei documenti conservare esclusivamente il cartaceo non è sufficiente, non lo è sicuramente per chi è in regime fiscale ordinario, potrebbe non esserlo anche per chi è in regime fiscale agevolato. Allora su questo corre l'obbligo di fare un po' un excursus storico per capire che cosa la normativa ha previsto. La normativa istitutiva dell'obbligo della fatturazione elettronica di fatto ha previsto un esonero per i regimi agevolati esclusivamente dall'emissione di fatture elettroniche, ma non ha normato in nessun modo la gestione del ciclo passivo, quindi non ha previsto che ci fosse un esonero per chi è in regime agevolato dalla conservazione sostitutiva delle fatture di acquisto. E lì siamo fermi, nel senso che non c'è stata una norma diversa, ulteriore, che è andata a modificare e integrare questa indicazione. Solo che cosa è successo? Che l'Agenzia delle Entrate, che delle volte fa un po' la parte della zecca Garbugli, perché se devo dire la verità, fanno un po' i pasticcioni, no? Soprattutto in contesti che magari sono neanche poi così ufficiali, vanno a così, diffondere dei chiarimenti che secondo me c'è che chiarire creano
solo caos generalizzato. E quindi è successo che in alcune FAQ di fine novembre dell'anno scorso, le FAQ per capirci, non è che stiamo parlando di un supporto normativo di quelli solidi, ha detto che chi è in regime agevolato non è tenuto alla conservazione sostitutiva se non comunica ai propri fornitori la PEC o il codice destinatario, cioè come dire se non comunica come vuole ricevere le fatture elettroniche. Allora qui ovviamente si è subito creato un po' di dubbio generalizzato, perché si è detto, beh, intanto questo lo dici tu, però la norma non lo dice, se cambia la politica dell'agenzia io devo conservare per 10 anni, fra 10 anni magari mi dici che le cose sono cambiate e io mi trovo in difficoltà. Ma poi soprattutto si è posto un problema di dimostrazione, cioè di prova, cioè chi è che dice che io ho comunicato o meno la mia PEC o il mio codice destinatario? O magari l'ho comunicata in epoche passate per altri motivi ad un fornitore che oggi utilizza la PEC per mandarmi la fattura elettronica, ma magari non me lo ricordo neanche. Magari molto banalmente l'anno scorso, che c'era un po' la corsa a cercare di essere pronti a questa fatturazione, ho risposto a qualche mail di qualche fornitore che mi ha chiesto la PEC o il codice destinatario perché mi ha detto mi servono per farti la fattura l'anno prossimo e magari gli ho risposto, in questo momento non me lo ricordo. Quindi è ovvio che l'agenzia non dice chi è in regime agevolato non è tenuto alla conservazione sostitutiva, dice chi è in regime agevolato non è tenuto alla conservazione sostitutiva se non ha comunicato alla fine un indirizzo telematico che è la PEC o il codice destinatario dove ricevere le fatture. Allora, se devo dire la verità, a me lascia un po' così, fa venire un po' i brividi perché se la conservazione sostitutiva, ribadisco, dobbiamo farla per 10 anni, stare su un'indicazione di questo tipo, che la vedo veramente molto superficiale, non mi fa star tranquillo. Quindi il consiglio mio spassionato è, a prescindere dal regime fiscale, secondo me la conservazione sostitutiva del cosiddetto ciclo passivo va fatta. Quindi va fatta vuol dire che cosa in realtà? Vuol dire che molto banalmente nel frattempo va benissimo, chiedo la copia cartacea di cortesia della fattura, la conservo, ma arriverà il momento in cui dovrò entrare nel mio cassetto fiscale in Agenzia delle Entrate, devo andare a prendere visione di tutti i file XML delle fatture di acquisto che risultano comunque lì depositati, perché tutte le fatture risultano depositate nell'area fatture corrispettivi del vostro cassetto fiscale, abbino il file XML con il cartaceo per vedere se del mio cartaceo effettivamente c'è la fattura ufficiale, reale, con valenza fiscale e con tutta la calma del caso, quando anche l'Agenzia delle Entrate sarà chiarita bene le idee su come bisogna fare questa procedura per farla nel modo più semplice possibile, scelgo la conservazione sostitutiva fatta gratuitamente dall'Agenzia, perché comunque è un servizio che l'Agenzia ha già detto chiaramente che garantisce, già oggi è attivo e quindi già oggi è opzionabile. Diciamo che oggi è molto macchinoso, ma dai tavoli tecnici con Nasso Software risulta che lo stanno snellendo, quindi siccome non è un problema che non va accantonato e dimenticato, però è un problema che si può rimandare nella gestione, perché tutto quello che riguarda la conservazione sostitutiva dei documenti 2019 va in realtà a scadenza il 31 gennaio 2021, quindi abbiamo veramente tutto il tempo. Io dico sicuramente sarà opportuno sfruttare quel canale per andare a fare la conservazione a costo zero, quindi semplicemente preoccupandosi di comunque attivare il servizio necessario per poterla fare, però almeno anche con una certa serenità sul fatto che nessuno un domani mi possa contestare che non ho fatto correttamente quello che mi veniva richiesto ai fini della conservazione della mia contabilità, poi alla fine, perché è un po' questo il problema. Quindi io questo devo dire la verità che lo consiglio a prescindere, ribadisco, dal regime fiscale in cui uno si trova. Ma vediamo un attimo come si deve procedere in caso di emissione di fatture elettroniche, quindi per chi deve farle.
ricordandoci che la variabile, diciamo così, un po' più significativa rispetto a quella che è una fattura che si fa normalmente, è che va indicata nella fattura elettronica, va indicato il codice destinatario oppure la PEC, che sono, vi dicevo prima, l'indirizzo telematico prescelto dal cliente per ricevere la fattura. Nel caso in cui il cliente non comunichi nessun dato, quindi voi capite bene che questo è vero sia per le fatture che voi dovete fare, ma potenzialmente anche per quelle che dovete ricevere, nel campo del codice destinatario va inserito il codice convenzionale composto da 7 zeri. Quindi, delle volte io scherzosamente negli ultimi giorni mi è successo di parlare con qualche vostro collega che dice: ma io sono andato in libreria, io sono in regime agevolato, non volevo comunicare nulla perché se no so che c'è questo problema della conservazione, però se non comunicavo il codice destinatario o la PEC non mi facevano la fattura. E io ho detto: ma perché? Mi dicono che il programma non va avanti, ma perché semplicemente l'impiegata che è lì alla cassiera non gli è stato spiegato che se uno non comunica nulla deve mettere 7 zeri. Allora io dicevo: beh, ditegli che il vostro codice destinatario è composto da 7 zeri e avete risolto il problema, ok? Effettivamente questa può essere la soluzione. Quindi se voi volete comunque ricevere un cartaceo della fattura, potete chiedere l'indicazione del codice destinatario composto da 7 zeri. A questo punto, molto semplicemente, la fattura verrà parcheggiata nella vostra area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione fatture corrispettivi, e non la riceverete in nessun altro modo. Io, se devo dire la verità, sconsiglio l'utilizzo della PEC per ricevere le fatture elettroniche, perché la PEC è un indirizzo di posta delicato che dobbiamo tenere il più possibile pulito, perché comunque è la casella dove noi riceviamo le notifiche fondamentalmente, e quindi se io ricevo delle notifiche e sono in qualche modo sempre distratta dalla ricezione di documenti che sì, insomma, ho capito, sono fatture, però rischiano di anche intasarmi la cartella, la casella, e di non andare, di farmi perdere l'attenzione magari su altre cose più importanti. Secondo me non è una buona procedura. Poi è ovvio che dipende dalla mole di fatture che uno ritiene di poter ricevere, però comunque, insomma, credo che non sia una buona strategia. Meglio piuttosto effettivamente utilizzare l'abitudine di appunto accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e di andare a controllare lì effettivamente le proprie fatture. Quindi se bisogna fare una fattura elettronica ad un privato si compila il codice destinatario indicando il codice convenzionale composto da 7 zeri. Viceversa, se volete voi una fattura e non volete comunicare né PEC né codice destinatario, siete assolutamente liberi di farlo, loro metteranno il codice con 7 zeri nel campo codice destinatario. Chi è che ha diritto di avere copia cartacea della fattura elettronica? Hanno diritto di avere questa copia cartacea, la cosiddetta copia di cortesia, i privati cittadini, quindi dal 2020 i pazienti fondamentalmente, gli enti non commerciali e i contribuenti in regimi agevolati, quindi minimi e forfettari, qualora ne facciano richiesta, quindi solo se lo chiedono, perché sennò non necessariamente. È importante ricordarsi che non è richiesta la firma digitale, quindi diversamente dalle fatture alle pubbliche amministrazioni, la fattura elettronica al privato non deve essere firmata digitalmente, può essere firmata digitalmente ma non c'è nessun obbligo di legge, e la numerazione comunque è autonoma rispetto alle fatture cartacee, quindi se io ho sia fatture diciamo cartacee che fatture elettroniche, le cartacee seguiranno la numerazione convenzionale, quelle elettroniche saranno 1E, 2E, 3E, come l'anno scorso facevamo 1PA, 2PA, 3PA perché erano pubblica amministrazione. Oggi se io dovessi fare sia fatture cartacee che elettroniche, e magari le elettroniche sono in parte ad enti privati e in parte a pubbliche amministrazioni, non faccio 3 numerazioni separate, o meglio,
se le faccio non succede niente, non è sbagliato, però secondo me insomma forse è poco pratico, quindi non serve che faccia una numerazione per il cartaceo, una per la pubblica amministrazione, una per le elettroniche tout court. Quelle che sono elettroniche saranno elettroniche 1E, 2E, 3E, sia che siano pubblica amministrazione che no. Quindi insomma come regola generale si può adottare questa modalità. I tempi di emissione della fattura elettronica. Qui devo dire la verità, è forse la cosa un po' più macchinosa che oggi il sistema prevede e sulla quale forse ci potrebbe anche essere qualche ripensamento in corso, quindi bisogna un po' stare attenti perché potrebbero esserci delle modifiche nel corso dell'anno, magari nel secondo semestre dell'anno. Oggi però stiamo su quello che dice la normativa. La normativa dice che la fattura elettronica va emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, vuol dire 10 giorni dall'incasso del compenso per un libero professionista. Nel caso di fatture emesse in un giorno diverso dalla data di incasso, la data di incasso va indicata in fattura. Anche questo dice la normativa. E se la fattura deve essere trasmessa allo SDI perché è una fattura elettronica, quindi va trasmessa al sistema di interscambio, la trasmissione va fatta entro la mezzanotte del giorno di emissione. Allora traduciamolo in termini pratici. Diciamo che io oggi non ho tempo di guardare i bonifici che ho ricevuto sul mio conto corrente, lo faccio domani e domani mi accorgo che mi sono state fatti dei bonifici negli ultimi giorni, diciamo l'importante è che non siano passati più di 10 giorni. Cosa dovrei fare? Dovrei fare la fattura nella data in cui io comunque sono nelle condizioni di mandar via per tempo la fattura all'interscambio, quindi faccio la fattura in data odierna perché comunque oggi so che potrò fare la trasmissione al sistema di interscambio. Nel corpo della fattura vado a indicare come data dell'operazione, quindi data dell'incasso, quella che mi risulta sull'estratto conto. È assolutamente poco pratico e questa cosa qui è stata segnalata in tutti i modi, soprattutto dalla Software, perché alla fine è la software che si trova più in difficoltà nella gestione ovviamente di tutte le implementazioni dei software, perché vorrebbe dire andare a prevedere magari un campo specifico ulteriore dove andare a indicare anche la data di effettuazione dell'operazione oltre a quella di emissione della fattura. E quindi si è chiesto e sembra che insomma questa modifica possa essere approvata, che in realtà i 10 giorni di tempo non siano tanto per l'emissione della fattura indicando la data di effettuazione dell'operazione, ma per la trasmissione all'interscambio, che sarebbe molto più semplice, nel senso che io vedo oggi che ho ricevuto un bonifico ieri o l'altro ieri, faccio la fattura datata ieri o l'altro ieri e la mando oggi all'interscambio, così non ho il problema di dover mettere date diverse sulla fattura. Però questo in realtà oggi non è previsto. Devo dire la verità che nella stragrande maggioranza dei casi oggi comunque ci si sta muovendo così. Quindi, posto che gli strumenti software di solito non consentono di indicare una data dell'operazione diversa, oggi si fa una fattura, oggi che è il 6 di febbraio, magari una fattura datata 2 di febbraio e si manda all'interscambio lo stesso, anche se non siamo entro la mezzanotte. In realtà oggi lo facciamo a cuor leggero perché comunque c'è una previsione di legge per cui non sono applicabili sanzioni, quindi è un po' come dire noi nei primi 6 mesi di quest'anno possiamo anche fare un po' qualche porcheria che non succede niente, perché comunque è stato previsto che non siamo soggetti a sanzioni se sbagliamo nella tempistica, nelle emissioni, nella trasmissione all'interscambio. Però il problema è che sarebbe giusto approfittare di questo periodo di moratoria nell'applicazione delle sanzioni anche per acquisire delle abitudini corrette, perché così poi quando la moratoria sulle sanzioni non ci sarà più, siamo già abituati a muoverci nel modo corretto. Allora è auspicabile che il chiarimento o comunque la modifica normativa, perché qui si tratterebbe proprio di intervenire sulla norma, avvenga il prima possibile. Dobbiamo stare a vedere, sappiamo che nel frattempo comunque queste sono le indicazioni che sono contenute nella norma di riferimento. Attenzione perché la fattura che non viene trasmessa allo SDI
è una fattura a tutti gli effetti omessa, quindi non è che se io faccio una fattura in cartaceo che deve essere elettronica e non la trasmetto all'interscambio, è una fattura omessa a tutti gli effetti, quindi è ancora peggio che la fattura non fatta, perché c'è anche la testimonianza che il compenso l'ho preso e che non l'ho fatturato, questo è il concetto, quindi attenzione. Ovviamente una volta che ho fatto la trasmissione al sistema di interscambio devo anche controllare gli esiti, quindi vuol dire che io devo andare a verificare se l'interscambio ha ricevuto la mia fattura, se è tutto a posto, se c'è qualche cosa che non è andata a buon fine. Quindi ci possono essere 3 tipi di ricevute: una ricevuta di consegna, vuol dire che è tutto a posto, la fattura è arrivata al destinatario. Una ricevuta di scarto, quindi vuol dire che la fattura di fatto non è arrivata al destinatario perché non ha superato i controlli del sistema di interscambio, quindi ha degli errori proprio intrinseci la fattura che vanno corretti. In quel caso la fattura va modificata e ritrasmessa nei 5 giorni successivi dallo scarto, quindi capite bene che quello che un po' stressa in tutto questo è proprio la tempistica, perché devo fare la fattura entro 10 giorni, devo trasmetterla entro la mezzanotte, devo controllare se le ricevute, se c'è lo scarto devo rimandarla, ma devo farlo nei 5 giorni. Allora, tutto questo a un certo punto dovrà essere fissato in una sorta di procedura che deve andare un po' a regime. Ripeto, in questi primi 6 mesi possiamo un po' fare le cose un po' anche in modo non proprio preciso, però sarebbe bene avere i chiarimenti il più possibile presto, proprio per riuscire a stabilire le procedure corrette. Oggi io dico che più riusciamo già a prendere delle abitudini, più forse andiamo, andiamo lisci e risulta tutto più semplice in futuro, però insomma è ovvio che essendoci ancora alcuni aspetti che potrebbero essere soggetti a variazione, mi rendo conto che non è sempre facile. C'è una terza ricevuta che può arrivare dall'interscambio, una ricevuta di impossibilità di recapito. Qui cosa significa? Che in realtà la fattura è andata a buon fine, è corretta, non ha problemi, non ha errori, non deve essere riemessa. Però non è stato possibile effettuare il recapito al destinatario per i motivi più vari. Questo vuol dire che quella fattura rimane parcheggiata nell'area del destinatario, nel suo cassetto fiscale, nella sezione fatture corrispettivi, quindi lui può sicuramente andare a prendersela lì e voi non avete nessun onere particolare, se non però quello di informarlo. Cioè la normativa dice devi informare il cliente che non è stato possibile recapitargli la fattura. Non è prevista una forma di questa comunicazione, quindi lascio a voi un po' la scelta del canale su come procedere a fare questa comunicazione e anche le valutazioni sul fatto che, insomma, voglio dire, se uno poi non comunica o comunica, non so chi è che potrà dimostrare che la comunicazione è stata fatta o meno, quindi secondo me è un'altra di quelle previsioni che rimarranno un pochettino sulla carta, però di fatto oggi la normativa mi dice questo. Attenzione perché per quello che riguarda le fatture errate, se io ho mandato una fattura elettronica al sistema di interscambio, quella fattura non può più essere modificata o annullata. Cioè noi avevamo un po' l'abitudine, abbiamo sempre avuto un po' l'abitudine di dire se ho sbagliato a fare la fattura, amen, ci tiro una linea, scrivo annullata, la strappo, la sostituisco, la rifaccio con lo stesso numero, la stessa data e ho risolto il problema. In realtà se la fattura è andata al sistema di interscambio io tutto questo non lo posso più fare. Se devo andare a modificare una fattura che ho trasmesso all'interscambio e mi accorgo che è sbagliata, devo necessariamente fare una nota di accredito di quella fattura, quindi si dice stornarla tecnicamente, e riemettere la fattura corretta. Quindi questo sia che sia un problema di importi, sia che sia un problema di intestazione della fattura, sia che sia un problema, che ne so, di accordi diversi sul pagamento che magari sono sfuggiti nel momento di emissione della fattura. Quindi capite bene che non è che una fattura trasmessa all'interscambio non la modifico più e quindi, oddio, adesso che faccio?
faccio una nota di accredito elettronica e una fattura nuova elettronica. Quindi semplicemente vuol dire che lo rimedio, ma rimedio con una fatica supplementare rispetto a quella che potevo fare prima, quando andavo a strappare il documento e a rifarlo magari anche a distanza di tempo, perché delle volte il paziente mi segnala che è sbagliata l'intestazione, ma questa si ricorda, dovevamo mettere l'indirizzo così, no? Io ho cambiato residenza da questa data piuttosto che da quest'altra, c'è anche cose molto banali, tecniche, che però possono succedere. Quindi dal punto di vista operativo io vi suggerisco di prendere un'abitudine, anche se oggi voi non dovete fare fatture elettroniche per i pazienti, forse iniziare a prendere l'abitudine di dire: io comunque preparo la fattura e la faccio visionare, perché comunque ci sarà sempre un cartaceo per il paziente anche quando sarà elettronica, quindi faccio la fattura, gliela faccio vedere al paziente prima di trasmetterla al sistema di interscambio. Per l'anno prossimo questa sarà l'accortezza, in maniera che lui verifichi per primo, prima di aver fatto la trasmissione, che i dati sono corretti, l'indirizzo, l'importo, e che non ci siano contestazioni rispetto a come è stata fatta la fattura. Vi anticipavo prima che il decreto legge fiscale, il decreto legge 119 del 2018, ha stabilito che in una fase appunto di prima applicazione della normativa l'emissione in ritardo delle fatture non è soggetta a sanzioni, quindi in realtà diciamo che, come vi anticipavo, possiamo anche permetterci il lusso di fare qualche errore. In realtà la normativa dice anche che è necessario però che l'emissione avvenga entro il termine della prima liquidazione IVA di periodo. Allora è ovvio che questo è un problema legato solo a chi emette fatture con IVA, cioè il concetto è: lo Stato dice: guarda, io ti perdono tutto, però tu l'IVA devi versarmela nei termini ordinari, perché se tu mi versi l'IVA in ritardo io la sanzione te la applico comunque. Quindi attenzione, perché se qualcuno di voi dovesse fare fatture con IVA, magari sono casi residuali, però allora lì sì, deve fare attenzione, perché la fattura deve in ogni caso essere emessa e trasmessa all'interscambio prima della liquidazione dell'IVA, in maniera da versare l'IVA nei tempi corretti. Questa disapplicazione delle sanzioni è prevista fino al 30 giugno per i contribuenti cosiddetti trimestrali e fino al 30 di settembre per i contribuenti mensili, però stiamo parlando di contribuenti che hanno volumi d'affari sopra i 400.000 euro. Insomma, uno psicologo da solo sopra i 400.000 euro è un genio, e quindi spero che questo problema al momento non lo affrontiamo. Allora, il versamento dell'imposta di bollo. Allora, anche qua, ovviamente per chi fa fatture a pazienti e quindi quest'anno comunque non fa fatture elettroniche, non cambia nulla, si procede come l'anno scorso, si fanno le fatture, si applica la marca da bollo da 2 euro sull'originale che si consegna al paziente, ovviamente sopra i 77,47 euro. Quindi la solita regola sempre applicata fino al 31/12 dell'anno scorso, e andiamo avanti così per tutto l'anno. Nel caso invece di versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, perché fatture elettroniche vanno fatte, che cosa succede? Che il versamento viene fatto in modo cumulativo con un modello F24, esattamente come si faceva e come si farà ancora per il 2018 per le fatture alle pubbliche amministrazioni. Quello che qui sono intervenuti e hanno cambiato in realtà la normativa, perché mentre fino al periodo d'imposta 2018 compreso, quindi fatture fatte l'anno scorso, il versamento va fatto entro il 30 aprile di quest'anno, 30 aprile 2019, con un unico F24 cumulativo, per il 2019 la cadenza è diventata periodica, quindi vuol dire a ogni trimestre, sulla scorta di dati che vengono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, quindi diciamo che ognuno ne... Ovviamente se uno vuole e si fa i suoi conti, si prepara il suo F24 e lo paga a scadenza senza nessun problema, ma se uno vuole tenere monitorato quello che è il dato che l'agenzia ha raccolto e sulla scorta del quale arrivano le indicazioni sui versamenti da fare, uno entra nel proprio cassetto fiscale e trova, non ancora oggi, ma troverà, diciamo così, le indicazioni su quali sono le imposte di bollo da versare per il singolo periodo, con anche le modalità di versamento.
Per quanto riguarda invece il cosiddetto ciclo passivo, no? Vi dicevo prima, forse è quello sul quale oggi dobbiamo un po' prendere un po' più di confidenza, anche perché è quello sul quale non c'è stato possibile fare delle prove generali, no? Perché mentre magari per le fatture emesse qualcuno poteva già fare anche qualche prova l'anno scorso con qualche fattura alle pubbliche amministrazioni, quindi avere già l'abitudine, la ricezione delle fatture effettivamente elettroniche è stata un po' per tutti una sorpresa, quindi neanche gli operatori non hanno potuto capire esattamente come arrivavano queste fatture elettroniche finché l'anno 2019 non è effettivamente iniziato. Per ricevere le fatture elettroniche in realtà si possono seguire due strade. O si comunica il proprio indirizzo telematico, quindi il codice destinatario o la PEC, no? Quindi vediamo a ritroso quello che vedevamo prima, no? In fase di emissione delle fatture, quindi nei confronti dei clienti, oppure si accede al servizio di acquisizione e consultazione dati dell'Agenzia delle Entrate. Quindi una strada qualunque comunque è valida. Si può anche cambiare idea, quindi potrebbe essere che uno dica, beh, intanto utilizzo il servizio di consultazione dati dell'Agenzia delle Entrate e un domani, casomai, cambio e decido di comunicare un codice destinatario. Ma che cos'è un codice destinatario? Perché questo è importante capirlo. Il codice destinatario non è un codice che ognuno di voi deve avere personale e che magari deve chiedere a qualcuno, all'Agenzia delle Entrate. In realtà è un codice alfanumerico di 7 caratteri che generalmente viene messo a disposizione di un intermediario, tecnicamente la software house, cioè se uno ha un software che gestisce magari la fatturazione attiva, ma anche la ricezione delle fatture di acquisto, quel software utilizza il suo codice destinatario, che quindi è quello della software house e che quindi sarà uguale per un sacco di persone, per ricevere le fatture dei propri clienti che utilizzano quel determinato software. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un doppio abbinamento tra la partita IVA e il codice destinatario, per cui tutte le fatture che arriveranno all'interscambio con una determinata partita IVA verranno, nel momento in cui uno ha comunicato il proprio codice destinatario, convogliate all'interno del software che gestisce la ricezione del ciclo passivo. Per riceverle senza necessariamente dover comunicare a tutti i fornitori il codice destinatario, in realtà è sufficiente registrare il proprio codice destinatario all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate nel portale fatture corrispettivi. Questa è la cosa sicuramente più pratica da fare, cioè se uno ha intenzione di comunicare un codice destinatario per ricevere le fatture, quindi non vuole andare a vedersele dentro al sito dell'agenzia, ma le vuole avere all'interno di un software che gli consente di ricevere e di convogliare lì tutte le sue fatture, conviene senz'altro procedere alla registrazione del codice destinatario all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate, perché registrando il codice destinatario tutto quello che arriva al sistema di interscambio, che è un po' come fosse un postino, no? Il postino riceve la fattura, guarda di chi è, vede la vostra partita IVA e guarda quella partita IVA come ha scelto di ricevere la fattura. Se c'è un codice destinatario registrata, la spara al codice destinatario, quindi all'interno del software che voi utilizzate per ricevere le fatture. Se non avete un software, non fate assolutamente nulla se non entrare nel portale dell'Agenzia delle Entrate nella gestione fatture corrispettivi e andate a verificare lì periodicamente le vostre fatture. È ovvio che verificare periodicamente le proprie fatture ha un'importanza per quali motivi? Allora, diciamo, uno, se intanto sono fatture che magari devono essere pagate, quindi c'è un problema ovviamente non semplicemente di dire conservo il documento, ma magari c'è una scadenza di quel documento che richiede un pagamento, anche se devo dire la verità che secondo me chi avanza soldi fa in modo di farvelo sapere comunque senza che voi andiate necessariamente dentro al sito dell'Agenzia delle Entrate, però insomma tecnicamente se voi lo tenete monitorato forse tutto sommato è meglio.
E poi ovviamente andare a vedere le fatture che ci sono lì all'interno serve per alla fine gestire correttamente la vostra contabilità, ognuno con gli obblighi che ha in funzione del regime fiscale che ha. Però se qualcuno di voi deve registrare una contabilità secondo criteri ordinari, quindi non con regimi agevolati, la tenuta della contabilità va fatta in corso d'anno, quindi non è che posso dire beh a fine anno controllo cosa c'ho dentro il portale, devo farlo periodicamente. Posso pensare di farlo con una cadenza molto più dilatata se sono in regime agevolato, perché comunque non ho il problema di fare registrazioni contabili in corso d'anno, quindi l'importante è che prima o poi quei documenti li vado a intercettare, a stampare, a conservare sostitutivamente, però magari non ho il problema di doverli contabilizzare in itinere, quindi per carità magari posso prendermela un po' più comoda, però comunque prima o poi io devo andare a visionarmi le fatture. Tenete conto addirittura che voi lo facciate utilizzando un software che riceve le fatture di acquisto o che voi lo facciate all'interno del portale fatture corrispettivi, quando voi avete visionato la fattura risulta che l'avete visionata, rimane una traccia informatica all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate per cui voi la fattura l'avete effettivamente vista. Nel momento in cui voi avete registrato il codice destinatario all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate, diventa superfluo comunicare ai fornitori il codice destinatario, la PEC, perché a quel punto lì quello che è registrato prevale su qualunque altra vostra comunicazione. Quindi devo dire la verità che è anche un modo un po' di semplificarsi la vita, cioè vuol dire che quando il fornitore mi chiede ma mi dai il codice destinatario, io posso semplicemente dirgli guarda non ti preoccupare, è registrato nel sito dell'agenzia, tu manda, ecco, e loro utilizzano il codice convenzionale composto da 7 zeri, quindi è anche un modo per non dover fare un'attività supplementare. Questo ve lo dicevo già da prima, le fatture di acquisto assumono piena valenza fiscale solo quando sono ricevute nel formato XML, quindi la copia cartacea di cortesia non costituisce titolo per la detrazione non avendo ancora superato i controlli da parte dello SDI. Quindi attenzione, perché anche da un punto di vista fiscale, nel momento in cui io vado a dedurre un costo, bisogna che sia un costo relativo ad un documento che ha valenza fiscale ufficiale, quindi il file XML, se è la fattura cartacea, di fatto quella da sola non è sufficiente, quindi ecco perché è importante comunque fare sempre questo controllo. Io dico, almeno in una prima fase che secondo me comunque perdurerà tutto quest'anno, abbinare il cartaceo al file XML, perché prima o poi magari il cartaceo riusciremo anche ad abbandonarlo, però secondo me come tutti i cambiamenti importanti richiedono di essere presi gradualmente, quindi adesso c'è qualcuno che mi dice ma allora tutto sto elettronico adesso mi sembra di avere più carta di prima. Sì, è vero, abbiamo più carta di prima perché abbiamo il cartaceo e abbiamo il cartaceo del file XML, però è opportuno in questa fase che sia così, insomma, secondo me, per abituarci noi anche a utilizzare effettivamente strumenti diversi. Parliamo adesso di regime fiscale forfettario. Se qualcuno ha dei dubbi rispetto alla fatturazione elettronica e ha piacere che li affrontiamo adesso, vi faccio girare il microfono. Se invece volete che andiamo avanti e teniamo le domande alla fine, se qualcuno vuole alza la mano che io capisco. Vuole fare una domanda adesso? Anche lei? Ok? E allora facciamo così. Io vi do il microfono, però siccome qua non abbiamo... La Valletta ci ha abbandonato. Io vi passo il microfono, poi magari ve lo passate tra di voi. Grazie, forse una banalità, ma mi mancano le basi. Sì. La creazione del file XML e l'invio allo SD. Ho allora... questi dubbi, non so se adesso è il momento opportuno per chiederli o magari in sede... No, allora, molto banalmente, per fare un file in formato XML e trasmetterlo allo SD, mi fa un piacere, lo passa alla dottoressa, la bionda, perfetto. La vamp bionda lì in fondo. Per fare una fattura in formato XML e trasmetterla allo SD bisogna avere un software. Non lo si può fare se non con un software che gestisce questo processo, quindi consente, normalmente è un software banalissimo di fatturazione che fa le fatture e che uno, se non deve fare le elettroniche, le stampa, molto banalmente in cartaceo,
ma nel momento in cui c'è l'esigenza di trasmettere al sistema di interscambio, trasforma quella fattura in un file XML, magari era un PDF, diventa un XML e lo trasmette al sistema di interscambio. Quindi alla fine per farlo ci vuole un software, questo è il concetto, uno non lo può fare in casa. Allora, diciamo che gli strumenti gratuiti oggi che ci sono o il software ovviamente dell'Agenzia delle Entrate, che esiste la possibilità. Io non l'ho mai utilizzato, dicono che è molto macchinoso, però secondo me è macchinoso come sempre, perché comunque siamo all'inizio e uno deve anche prendere confidenza. Chiedevo prima al Presidente se era stata rinnovata la convenzione con Quaderno Blu, che è il software che fino ad adesso è stato utilizzato da chi iscritto all'Ordine del Veneto aveva bisogno di fare fatture elettroniche, poteva utilizzare il software messo a disposizione dall'Ordine, che è appunto Quaderno Blu. Mi ha detto che la convenzione per il 2019 è stata rinnovata, quindi alle stesse condizioni dell'anno scorso, quindi sicuramente rimane valido la possibilità di utilizzare quello strumento. Sull'utilizzo del software, su cosa, io invito sempre, qualunque software voi utilizziate, che sia appunto il Quaderno Blu o un altro software che uno può acquistare perché ce ne sono migliaia sul mercato, sinceratevi di due cose fondamentali. Uno, intanto, che sia gestito l'intero ciclo, quindi effettivamente emissione, invio, controllo degli esiti e conservazione sostitutiva. È importante perché magari ci sono alcuni software che gestiscono solo l'emissione e il controllo degli esiti, ma non fanno la conservazione sostitutiva. Allora può anche andare bene lo stesso, la faccio con l'Agenzia delle Entrate, ma devo saperlo, se no mi perdo un pezzo. Quindi attenzione che sia gestito l'intero ciclo, quindi diciamo che chiunque ha un software di fatturazione, una software house che gestisce un software di fatturazione, deve avere una nomina come responsabile esterno al trattamento dei dati. Quindi effettivamente vuol dire che quando io attivo il software loro mi devono mandarmi la nomina e dire che fanno l'accettazione, fanno l'assunzione di responsabilità per i dati conservati e via dicendo, e mi devono mandare ovviamente una sorta di contratto dove risulta quali sono effettivamente il servizio che mi stanno offrendo. Quindi questo a prescindere dal tipo di software che utilizzo. L'altro aspetto secondo me importante in questi casi è di verificare che vi diano assistenza, quindi perché ci sono magari dei software anche a prezzi veramente irrisori con provider che hanno messo in piedi questo servizio, ma poi io sento che le difficoltà più grosse sono l'assistenza, cioè il servizio è un servizio che magari se uno ha un problema fa fatica, parla con un call center che fa fatica a dargli l'aiuto necessario, quindi siccome poi quando si intraprende una strada secondo me si fa anche un po' fatica a cambiarla, perché diventa poi tutto un po' macchinoso, perché ormai c'è un contratto, c'è una gestione con un determinato software house che ha un codice destinatario suo, quindi uno deve andare a cambiare il codice destinatario, quindi sarebbe bene imbroccare la strada giusta subito, ecco, questo voglio dire. Niente. Dottoressa. Salve. La bionda. Allora, mi sono venuti 2000 dubbi ovviamente. Sì, ok. Perfetto. Proviamo con i due più importanti. I due più importanti, ad esempio l'Enel e il Telepass. Sì. Rilasciano la fattura. Sì. Io al momento sono ancora per l'ultimo anno nel regime dei minimi. Sì. Devo comunicare qualcosa? Allora, o vale quel documento che comunque loro rilasciano? No, allora il documento che loro rilasciano non ha valenza fiscale e lo dico già nello specifico, l'Enel sta mandando le copie cartacee a tutti, se lei guarda bene in fondo è scritto che la fattura è cartacea, non ha valenza fiscale e che la fattura elettronica ufficiale è stata trasmessa al sistema di interscambio, ma l'Enel è un caso in cui in questo momento loro sono in estrema difficoltà, hanno problemi e le fatture dell'Enel non arrivano all'interscambio. Perché io l'ho provato. Quindi non saranno scaricabili? Al momento no, però dicono che ci stanno lavorando. Allora, non è una bella notizia. No, adesso francamente questa è una notizia che potrebbe essere anche superata, nel senso che so che era così per certo 8 giorni fa, perché l'ho verificato personalmente, nel senso che a un certo punto
molto banalmente io sulla mia posizione trovavo le fatture di tutti, ma quella dell'Enel non la trovavo, avevo il cartaceo e al call center mi dicevano no, ma non si preoccupi, mandate, finché a un certo punto ho mandato una comunicazione un po' incazzosa e quindi mi hanno chiamato e mi hanno detto effettivamente abbiamo un problemino e quindi è per quello non la sta vedendo nessuno, ma lo stiamo risolvendo. E io ho detto va bene, allora se lo state risolvendo aspetto fiduciosamente. In realtà la stessa verifica l'ho fatta su altre posizioni per capire se era vero che era un problema generalizzato, ed è un problema generalizzato. Non so se in questi 8 giorni l'abbiano risolto, però lo risolveranno, insomma. Per il Telepass non ho fatto verifiche, quindi, però vale lo stesso principio di qualunque altro fornitore. Quello che arriva a casa è un cartaceo che ci va bene come promemoria, come tutto quello che si vuole, però è sempre la copia di cortesia, quindi all'interno dell'interscambio io devo trovare quella fattura. Attenzione, perché nel Telepass, in realtà anche nell'Enel, dipende di che Enel stiamo parlando, però diciamo per le fatture che possiamo considerare di uso per uso promiscuo, ecco, allora qui il problema è un altro ancora, perché la fattura, se riporta solo il codice fiscale e non la partita IVA, lei non la vedrà mai all'interno del cassetto fiscale, a meno che non chieda la possibilità di accedere al servizio di consultazione dati, che però non sarà disponibile prima di maggio. Quindi intanto lei si tiene il suo cartaceo e aspetta di poter fare l'attivazione del servizio di consultazione e acquisizione dati. Questo è un problema che non esisteva e che è insorto, diciamo così, con l'intervento del garante privacy del 20 di dicembre, perché in tutte le varie cose che ha sollevato il garante c'era anche il problema della conservazione di dati di privati cittadini che non dovevano essere conservati ad libitum nel sito dell'agenzia a meno che il cittadino non ne facesse richiesta, quindi sono stati oscurati appositamente in attesa dell'approvazione di un decreto, quindi le fatture riportanti codice fiscale ad oggi non si vedono. Non si vedono proprio, bisogna aspettare che il decreto faccia il suo corso. Hanno previsto che dovrebbe essere approvato tra i primi di maggio e i primi di luglio, quindi in quell'arco temporale lì quindi sarà possibile fare la consultazione in quel momento lì. Sì, io diciamo che quando ci saranno queste indicazioni operative farò in modo di farvele avere. Ok. Faccio un'altra domanda. Sì? Per il pagamento del bollo fondamentalmente, no? Del bollo sulle fatture? Sì. Allora, il cartaceo resta la marca da bollo, quindi devo farmi fare dal tabaccaio la fattura elettronica? No, quella è una ricevuta a valori bollati, non è una fattura, non è mai stata, quindi è un documento di spesa. Perfetto. Però invece emettendo qualche fattura alla pubblica amministrazione ho quelle dell'anno scorso, quindi da pagare entro 30 aprile. 30 aprile, e ne ho emessa una quest'anno sempre per la pubblica amministrazione che non mi è ancora stata pagata, quindi devo pagare comunque già l'imposta. Allora 30 aprile sicuramente per quelle dell'anno scorso, mentre per quelle di quest'anno dobbiamo aspettare le indicazioni dell'agenzia, dovrebbe essere a scadenza trimestrale ma non hanno fissato la data, quindi comunque diciamo che fino al 31 marzo siamo tranquilli, perché il trimestre non è scaduto. Dopodiché ci lasceranno un tempo per adempiere, immagino. Probabilmente il codice tributo sarà sempre lo stesso. Ma io penso di sì, a meno che non inizino a dividerli per trimestri come fanno con l'IVA, perché insomma non è che siamo in uno stato dove si scelgono le soluzioni semplici, quindi insomma è facile anche che possano decidere di diversificarlo per trimestre. Ok. Grazie. Niente. Posso fare anche la terza domanda? Posto zitta, scusate. Ma no, ma penso che sia utile a tutti. Dai. Regime dei contribuenti minimi. Sì. Devo emettere fattura elettronica quest'anno a un'associazione Onlus? No. No, comunque resta cartacea. Non deve, potrebbe se volesse. Anche no. Anche no, direi. Ok. Perfetto, quindi essendo un'associazione Onlus non serve. No. Perfetto, finito, grazie mille. Se c'è qualcuno a cui serve. C'è qualcuna, la dottoressa, lei chi è che riesce a fare un passaggio? Posso metterci in mezzo una domanda? Certo.
Allora, Sì. ex scheda carburante. Io ricordo che lei diceva cercate di fare una tessera. Sì, un contratto di netting. Un contratto, esatto. Io ho provato a chiedere all'ENI, mi sembra Sì. ok, mi parlava che per avere una tessera serve un conto aziendale, cosa che come persona fisica non ho. Cambiare subito distributore. Non sono, cioè loro avevano proprio la brochure con tutte le varie tessere in base al numero di furgoni, insomma la persona con meno, non quello aziendale con tanti, insomma un'azienda di trasporti, però quello singolo, non potevo perché nella mio conto corrente non è associata alla mia partita IVA. Cioè, adesso qual è la cosa più facile da fare? Trovare un distributore che faccia meno difficoltà, cioè una società petrolifera, perché alla fine è la società petrolifera. Non è così, non è previsto. Allora, glielo spiego io la ragione. Il problema è che nella maggior parte dei casi, siccome ci sono due opzioni quando si fa un contratto di netting, cioè io faccio i rifornimenti a credito, di fatto faccio benzina, non pago, e pago a fine mese con un bonifico, un RID, quello che può essere, e allora mi fanno la fattura a fine mese, quando pago. Oppure precarico una carta. Quindi pago in anticipo e vado a scalare. Okay. Se vado a scalare, qual è il problema? Non hanno bisogno di un conto corrente, pago in anticipo. È che se io chiedo di pagare a fine mese, forse loro in qualche modo vogliono tutelarsi di avere un conto, qualcosa, per la tutela che può essere, insomma, perché poi sia aziendale o privato non vedo quale sia la differenza, però penso che nella mente organizzativa di questo sia questo il motivo, però non è che lei deve... pagare. Il distributore mi ha fatto telefonare a un centro provinciale e questi forse non era ancora quando doveva entrare in vigore, non so se era agosto o settembre, per cui c'era un po' forse di non conoscenza. Adesso invece un altro distributore mi aveva proposto appunto una tessera prepagata in cui io avrei messo una quota su cui loro mi avrebbero fatto una fattura elettronica. E poi appunto io sarei andata utilizzando quella. Questa è una soluzione allora percorribile? Sì, sono percorribili entrambe, semplicemente il discorso che serva un conto aziendale è una fesseria. Ok. Un'altra cosa, ci sono delle spese detraibili, deducibili, è sempre per me un po' un mistero, in cui ad esempio la quota associativa a una società piuttosto che la quota dell'ordine, lì se non sbaglio non c'è la partita IVA. Non c'è fattura, quindi non ho il problema della fattura elettronica, è un documento di spesa e lo conservo come l'ho sempre conservato, avrò necessariamente il cartaceo. Ed è a fine fiscale il cartaceo per i documenti di spesa sono quelli che... effetti valido. Perfetto, grazie. Niente. Io volevo sapere, per il gestore del telefono, del cellulare, dobbiamo quindi chiedere che faccia la fattura elettronica. Io prima la ricevevo tramite email, ricevevo la fattura cartacea. Ma è una fattura con partita IVA o con codice fiscale? Con partita IVA. E la stanno già facendo elettronica, non possono non farla elettronica, continuano a mandarle il cartaceo, però vale lo stesso discorso che facevamo prima per l'Enel. Le mandano il cartaceo perché meglio così, che non perdiamo di vista dei pezzi anche noi, però in realtà c'è un file XML che è depositato nel suo cassetto fiscale che se lei va a cercare lo trova. E quindi adesso io lo dovrei già trovare per queste. Invece per le fatture che ricevevo a casa, io ho lo studio in casa, quindi riscaricavo una parte di quelle spese ed è intestato però a mio marito. E scaricava le spese intestate a suo marito? No, ma adesso sai, io dopo il commercialista, quindi non è una cosa. Se c'era una bolletta, mi sembra, del Telecom di casa, comunque, ecco, già quelle allora non le scaricava già direttamente. Se sono non intestate a lei, comunque non le poteva inserire in contabilità. E se adesso invece ce n'è qualcuna intestata a lei, però con codice fiscale, giustamente, perché è codice fiscale. E allora comunque sono elettroniche, ma lei il momento non le vede. È lo stesso discorso che facevamo prima, bisognerà attivare il servizio di consultazione dati. Ok. C'è qualcun altro?
La dottoressa dietro. Io sempre per la scheda carburanti. Sì? Io non sapevo di questa cosa che diceva la collega, di questa carta. Allora, la scheda... e finisco la domanda. E sono stata proprio settimana scorsa a far benzina e mi hanno detto no, non posso più farti il timbro, certo. ma devi scaricarti un'app sul cellulare e poi fare la foto dallo scontrino e mandare... Allora, ho detto lascio perdere tutto. No, allora, guardate che... E non mi ha parlato di quest'altra possibilità, di questa carta che lei diceva. Perché dipende, ogni compagnia petrolifera si è organizzata in un modo piuttosto che in un altro, se devo dire la verità, quindi magari uno valuta anche a seconda di qual è la strada più semplice, però la scheda carburante del 1 gennaio non esiste più, perché comunque il distributore deve fare fattura elettronica se chiedete la fattura, e proprio per evitare che uno debba avere una fattura per ogni pieno di benzina, che poi anche i distributori diventano scemi praticamente, è in realtà già dall'anno scorso che loro propongono questi cosiddetti contratti di netting, quindi sono contratti che vengono fatti in realtà non dal singolo gestore, quindi non dalla pompa di benzina, ma dalla compagnia petrolifera, che è lei che gestisce la fatturazione, e di solito viene rilasciata una carta che è o prepagata oppure con addebito, che memorizza solo i rifornimenti e addebito a fine mese. Io devo dire che l'ho fatta e trovo che sia di una comodità incredibile, soprattutto quando paghi mettendo a credito e dici che bello, ho fatto benzina, prima o poi dovrò pagare, ma vediamo. Quindi non c'è bisogno di fare la foto allo scontrino e mandarlo a scaricare l'app? Evidentemente qui hanno previsto questo tipo di procedura qui per il singolo rifornimento. Il problema è che lei, è ovvio che se chiede la fattura per un singolo rifornimento, loro non è che possono esimersi dal fargliela, devono fargliela comunque, anche se lei non ha fatto un contratto di netting. Ma non mi hanno proposto questa cosa? Perché forse semplicemente non gliel'hanno proposto, non ci hanno pensato, ma ci sarà sicuramente la possibilità di farlo. Avranno pensato di doverle spiegare come gestire il singolo rifornimento, molto semplicemente, credo. Immagino, sa. Siccome vado nello stesso, sempre nello stesso posto, perché la macchina GPL mi pare strano, e tra l'altro ho controllato fino a metà gennaio, mi hanno fatto il timbro. Sì. E si sono presi un po' tardi forse nella valutazione della cosa loro a loro volta. Quindi chiederò questa cosa. Ok, grazie. Niente. Passi dietro che c'è una... Grazie. La mia domanda in realtà riguarda il nuovo argomento del regime forfettario. Si transita dai minimi al forfettario al compimento del 35° anno, giusto, di età? Sì, diciamo che fino a 35 anni, all'anno in cui se ne compiono 35 si può stare nel forfettario. Quindi per tutti i 35 si rimane nei minimi e da quello successivo si passa nel forfettario, giusto? Sì. Perfetto, grazie. Prego. Sì. Lordi. Un'altra cosa velocissima sulla ricezione. Io ho registrato la PEC sul portale dell'agenzia. Sì. Le fatture mi arrivano sulla PEC o sul portale? Allora, arrivano sulla PEC, però rimangono registrate sempre sul portale. Sul portale non spariscono mai. Quindi di fatto le trovo da entrambe le parti. Assolutamente sì. La dottoressa lì sopra. Per quanto riguarda il ciclo passivo, con il regime forfettario, non avendo le spese deducibili, è obbligatorio farsi fare la fattura? Cioè mi è capitato qualche giorno fa, sono andata a comprare le cartucce per il computer, per la stampante, e ho sempre chiesto la fattura. Mi hanno chiesto la PEC, eccetera, sapendo che ero nel regime forfettario, mi hanno detto: ma se sei nel regime forfettario, perché non ti possiamo fare lo scontrino? Allora, cioè cosa dobbiamo fare? Ecco, mi hanno messo un dubbio che prima non avevo, anche se ero già nel regime forfettario, ma io ho sempre consegnato le fatture. Perché in realtà, allora, il problema è che tendenzialmente il nostro meccanismo mentale del contribuente medio è quello: mi faccio fare la fattura così scarico. Se non scarico non mi faccio più fare la fattura, è inutile che sto qua a perdere tempo.
non è proprio così, nel senso che il dubbio, per cui non è proprio così, nel senso che se guardo bene, negli obblighi dei contribuenti in regime agevolato, quindi anche i forfettari in particolare, c'è comunque un obbligo di conservazione delle fatture di acquisto. Quindi è vero che non ha molto senso diventare pazzi a farsi fare le fatture di qualunque cosa perché deduco, no, non deduco e magari insomma se ci sono alcune situazioni in cui diventa complicato farsi fare la fattura, lascio stare, insomma rinuncio. Però da qui a decidere di non farsi fare più fattura di niente, secondo me è sbagliato. È sbagliato perché poi comunque devo dire la verità che se ancora fino all'anno scorso che la platea dei contribuenti forfettari era abbastanza ridotta, insomma si poteva anche prendersi qualche concessione in più. Oggi che si amplia tanto la platea, io dico che invece è opportuno conservare le spese, perché non vorrei che a un certo punto si accorgessero che forse hanno fatto male i conti e che la platea è troppo ampia e magari anche per questioni di bilancio o di altre cose iniziassero o a fare controlli proprio sugli obblighi contabili dei forfettari che alla fine sono limitati alla conservazione, o che peggio cambiassero la normativa dicendo che sì, c'è l'abbattimento forfettario ma fino a concorrenza delle spese documentate, perché potrebbe succedere questo. Quindi io dico che è sbagliato non conservare più niente, meglio conservare. Grazie. Niente. Andiamo a parlare di forfettario, visto che siamo arrivati a... Grazie, dottoressa. Allora, sono state introdotte in realtà delle modifiche sostanziali al regime fiscale forfettario, non tanto sulle caratteristiche, su quelli che sono gli obblighi, la tassazione e via dicendo, ma quanto in realtà la platea di soggetti che possono effettivamente entrare in questo regime fiscale, in realtà ampliandola moltissimo. Io vi ho messo in evidenza, quindi sottolineate, le parti che sono cambiate. Allora, andiamo a vedere quali sono fondamentalmente quindi i nuovi requisiti di accesso e le nuove cause di esclusione. Diciamo che il regime fiscale forfettario per il 2019 è accessibile per le persone fisiche residenti in Italia, quindi ovviamente sempre persone che lavorano con una partita IVA individuale e che siano residenti in Italia, con compensi fino a 65.000 euro. Si parla di compensi, quindi il lordo, non il reddito netto, ma i compensi, le fatture incassate nell'anno. Quanto al requisito dei 65.000 euro va verificato sempre, come tutti i requisiti per i regimi agevolati, al 31/12 dell'anno precedente. Quindi chi vuole accedere al forfettario nel 2019 deve controllare i requisiti al 31/12/2018. Se per assurdo uno dicesse ma io nel 2018 ho incassato 70.000 euro di compensi ma quest'anno so che andrò sicuramente sotto la soglia, comunque quest'anno non può accedere al regime forfettario, deve aspettare l'anno prossimo. Una piccola finestra riguardo i redditi da lavoro o da pensione che nell'anno precedente non vengono... Si guardano solo i compensi professionali, non c'è più nessuna limitazione rispetto alla compresenza di redditi da lavoro dipendente o da pensione, non c'è più nessuna soglia massima come c'era fino all'anno scorso, fino a 30.000 euro. L'anno scorso fino a 30.000, CUD lordo fino a 30.000 euro e allora potevi stare nel forfettario, altrimenti no, adesso questo non è più vero. Quindi anche uno che ha un CUD di 100.000 euro di reddito lordo può accedere al forfettario senza nessun problema. Per essere in regime fiscale forfettario è necessario non partecipare a studi associati o a società di persone. Questo era vero anche l'anno scorso, quindi la partecipazione in un'associazione professionale, intendo un'associazione intesa proprio in senso tecnico, non un'associazione terzo settore no profit, ma un'associazione con partita IVA che produce reddito professionale o una società di persone, preclude dall'accesso al regime agevolato. Hanno introdotto un ulteriore requisito: anche la partecipazione in una SRL può essere causa ostativa all'accesso al regime agevolato, però solo nel caso in cui si tratti di una partecipazione di controllo, quindi vuol dire si detengono almeno il 51% delle quote della società. Attenzione, perché la norma dice direttamente o indirettamente, cioè il controllo potrebbe anche essere indiretto. Quali sono i casi di controllo indiretto? È ovvio che
per carità, magari è tutto opinabile, è tutto contestabile, tutto quello che si vuole, però attenzione alle valutazioni che si fanno in questo frangente, perché se uno ha un coniuge magari che ha una partecipazione di controllo in una società, qualcuno potrebbe anche dire che ha un controllo indiretto perché è il coniuge che detiene quella partecipazione, quindi bisogna fare attenzione anche alle situazioni collegate. Però qui c'è un secondo requisito, cioè deve essere una partecipazione di controllo diretta o indiretta e la società deve svolgere un'attività direttamente o indirettamente collegata a quella esercitata dal professionista. Allora vi faccio l'esempio perché risulta chiarificatore. Se qualcuno di voi ha una quota di partecipazione o ce l'ha un suo familiare del 51% in una struttura poliambulatoriale e fattura alla struttura, non può accedere al regime fiscale forfettario. Questo io direi che lo possiamo considerare assolutamente pacifico. Se invece ha quella stessa partecipazione, ma è una partecipazione al 20%, può fatturare alla struttura con regime fiscale forfettario, non è un problema. Stessa cosa se è socio al 60% di una società che fa tutt'altro, che non ha niente a che vedere con la vostra professione, può accedere tranquillamente al regime fiscale forfettario. Quindi vanno valutate le varie ipotesi in questo modo. Un'ulteriore causa di esclusione che è stata prevista in realtà con la nuova legge di bilancio, che prima non esisteva, bisogna che sono diciamo esclusi dal forfettario coloro che hanno in corso o che hanno avuto nei 2 periodi di imposta precedenti rapporti di lavoro con datori di lavoro ai quali oggi si fatturano le prestazioni, cioè il datore di lavoro è diventato il mio committente principale e qui si deve guardare la prevalenza nel fatturato. Io posso anche aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, facciamo l'esempio, con una cooperativa l'anno scorso alla quale oggi fatturo, questo non è un problema se il fatturato che faccio con quella cooperativa è minoritario rispetto al volume delle mie entrate. Se è prevalente devo escludermi dall'accesso al forfettario. Se ci ero già dentro esco. Quindi attenzione perché questa è una valutazione che va fatta anche per chi magari era in forfettario l'anno scorso e questa causa ostativa non esisteva, e che oggi, proprio perché è cambiata la legge, perde il requisito per il regime fiscale forfettario. Non è che quando uno c'è dentro e basta. I requisiti vanno riverificati sempre anno per anno. Quindi attenzione perché questo è un aspetto, se devo dire la verità, secondo me un po' delicato, su quale tra l'altro si aspettavano chiarimenti rispetto anche al fatto di che cosa si intendeva per datore di lavoro, perché se lo intendiamo in senso tecnico pensiamo a rapporti di lavoro dipendente in senso stretto, però esistono anche le collaborazioni coordinate continuative e quello è un lavoro autonomo sotto il profilo giuridico, ma parasubordinato sotto il profilo fiscale e su questo devo dire che l'agenzia non si è espressa neanche in Telefisco. Sì. Sì. Le lascio però il microfono, è solo perché io la sento, ma da casa magari. Ecco, io volevo porre una domanda a questo proposito. Sì. Se per caso il professionista ha un rapporto di collaborazione libero professionale, ad esempio con un'associazione Onlus che collabora con un'azienda ospedaliera, come funziona in questo caso? Cioè ci sono i requisiti per entrare nel forfettario? Perché dalla lettera d'incarico risulta, questo è il mio caso, risulta che io ho una collaborazione libero professionale con AIL, l'Associazione Italiana Leucemie, che finanzia il mio contratto presso l'azienda ospedaliera. Sì. Quindi, però il mio contratto è con AIL, non con l'azienda ospedaliera, quindi volevo capire se io posso rientrare in questo regime fiscale. Ma lei fattura? Sì, faccio fattura all'associazione, che però risulta una Onlus. Va bene, ma non importa. Lei si pone il problema della partecipazione nell'associazione o del datore di lavoro? No, del fatto se io posso rientrare in questo regime agevolato. Sì, ma in realtà non c'è nessun motivo per cui lei non possa rientrare, perché lei sta fatturando ad un'associazione, era dipendente dell'associazione? No, assolutamente. Sono diversi anni che però ho un incarico libero professionale. Sì, ma va benissimo, sì, è ovvio, era in libera professione e continua ad esserlo, quindi nessun problema. Anche se rappresenta
rappresenta il reddito principale per me? Sì, perché non era un datore di lavoro. Lei lo fatturava già da prima. Sì, non è sempre. che avesse un rapporto di lavoro dipendente. No, e quindi non c'è problema. Perché col commercialista infatti eravamo in dubbio rispetto alla clausola datore Direi di che lavoro. Su questo per fortuna non c'è nessun dubbio. Ok, va bene, la ringrazio. Niente. Perfetto. Quindi questi in realtà i requisiti di accesso e le potenziali cause ostative che possono, come escono dall'ultima legge di bilancio. Tutto il resto è sparito, quindi appunto il riferimento che si faceva fino all'anno scorso sulla compresenza di un reddito da lavoro dipendente o da pensione che non doveva superare i 30.000 euro lordi non esiste più, quindi quel limite lì non esiste più. E il fatto che non si potesse avere un valore dei beni strumentali superiori a 20.000 euro non esiste più, il fatto di dover verificare di non aver pagato compensi a dipendenti o collaboratori stabili sopra i 5.000 euro non esiste più, cioè tutti questi requisiti che comunque invece erano previsti nel vecchio forfettario oggi sono spariti, sono stati integrati con questi nuovi che sono alla fine nel nuovo quelli sottolineati, quindi attenzione a verificare rispetto effettivamente al nuovo assetto. In realtà non c'è nessuna modifica sostanziale alle caratteristiche del regime fiscale e alle regole di determinazione del reddito, quindi per chi magari non ha confidenza con questo regime fiscale perché lo sta valutando per la prima volta quest'anno, come si tassa il reddito di un contribuente forfettario. Si prendono i compensi incassati nell'anno, si moltiplicano per quella che è una percentuale di redditività che è predeterminata per legge, quindi il 78% nel vostro caso, e così si va a determinare il reddito lordo. Dal reddito lordo si tolgono i contributi previdenziali pagati all'ENPAP, quindi soggettivo e maternità, e quello è il reddito netto. Sul reddito netto si paga l'imposta sostitutiva, il 15% per chi è in attività da tempo, il 5% per le cosiddette start-up, cioè per i primi 5 anni di attività. In questa determinazione del reddito ci sono due elementi importanti che bisogna focalizzare. Uno è che il reddito viene determinato in base ad una percentuale di redditività, quindi non si deducono più le spese professionali. Quindi è un po', qui mi ricollego alla domanda che faceva prima la vostra collega, diceva ma se io non deduco i costi, però ho sempre conservato le fatture, è giusto? Io dico sì, magari fino all'anno scorso potevamo essere un po' più morbidi, dire conserviamo qualcosina giusto perché fa un po' strano che non abbiamo proprio speso niente per esercitare la professione, però io quest'anno, se devo dire la verità, per come è cambiata la platea di accesso a questo regime agevolato, dico conserviamo tutto quello che possiamo, che è molto più prudente, se devo dire la verità. Dall'altro lato, quello che è interessante tenere a mente è che il regime forfettario applica un'imposta che è un'imposta sostitutiva, sostituisce IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, IRAP e IVA. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi è in forfettario non paga l'IRPEF, o meglio, paga l'IRPEF eventualmente su altri redditi, se ha altri redditi soggetti ad IRPEF, ma non sulla libera professione. Questo porta con sé alcune conseguenze che non sono assolutamente irrilevanti. Allora, una è, iniziamo da quelle buone, che se uno ha un altro reddito soggetto ad IRPEF evita il cumulo di reddito, quindi evita una tassazione molto gravosa su quella che è la libera professione, perché se uno ha già un altro pezzo di reddito, vuoi un reddito da lavoro dipendente o da pensione, e somma la libera professione, sappiamo bene che con il crescere degli scaglioni IRPEF rischia di avere una tassazione veramente importante. Quindi, avendo invece la possibilità di accedere al forfettario, vuol dire che probabilmente porta a casa un bel risparmio di imposta. Se invece ci troviamo nella situazione in cui uno ha solo reddito da
regime forfettario e non ha redditi di altra natura soggetti ad IRPEF, l'altra faccia della medaglia è che perde anche tutte quelle detrazioni IRPEF personali che normalmente uno va ad avere sulle spese che sono extra professionali, quindi mi riferisco ovviamente alle spese mediche, alle assicurazioni sulla vita, gli interessi passivi sui mutui, le spese per le ristrutturazioni, cioè tutti quegli oneri che normalmente servono per ridurre l'IRPEF, e nel momento in cui io non vado a pagare l'IRPEF ovviamente ne perdo anche la detraibilità, nel senso che ovviamente vanno a ridurre un'imposta che non pago più e quindi lì effettivamente in qualche modo insomma mi prendo un po' una fregatura. Questo per dire che cosa? Che ovviamente non è che il regime forfettario conviene in assoluto a tutti, va fatta una valutazione specifica in funzione di quella che è la propria situazione. Possiamo arrivare a delle approssimazioni e dire che conviene probabilmente a tutti coloro che hanno un doppio reddito, quindi oltre che la libera professione hanno anche un altro reddito soggetto ad IRPEF, quasi sicuramente conviene, anche se magari perdono la deducibilità delle spese professionali, però mantengono tutta la detrazione degli oneri personali perché li vanno a detrarre dall'altro reddito soggetto ad IRPEF, quindi lì probabilmente la convenienza quasi sicuramente c'è. Conviene a chi magari ha solo reddito da contribuente forfettario e ha un'asticella di compensi alta, quindi vuol dire che si avvicina in maniera significativa alla soglia massima dei compensi che il regime prevede, cioè i 65.000 euro, poi possono essere 60, 50, 40, diciamo che sopra i 40.000 euro probabilmente continua a convenire anche per chi solo ha regime fiscale forfettario. Non conviene, ma non è mai convenuto, se devo dire la verità, a chi si trova su fasce di compensi decisamente più basse, perché alla fine la tassazione IRPEF, se i compensi sono bassi, deducendo le spese, recuperando le detrazioni personali, di solito è più conveniente che quella da regime forfettario, soprattutto se stiamo parlando non di start-up, ma di persone che sono già in attività e che pagherebbero l'aliquota del 15%. In quel caso lì, devo dire la verità, di solito il forfettario non è così conveniente, almeno sotto il profilo delle tasse. Che poi uno dica, sì, ma mi porto a casa una gestione più snella, meno onerosa e tutto quello che si vuole, tutto vero, ma se guardiamo la mera convenienza sulle tasse, non necessariamente in quel caso il forfettario è interessante. Quindi devo dire la verità che la variazione che è intervenuta con la legge di bilancio di quest'anno è diventata interessante perché alzando l'asticella dei compensi ha compreso delle persone che hanno oggettivamente un interesse molto più grande a stare nel forfettario rispetto a quelli che c'erano prima e che magari ci stavano anche con la soglia dei 30.000 euro. Quindi c'è obiettivamente una valutazione ad personam diversa da fare. Forse c'è anche un altro elemento ovviamente da considerare, e cioè l'entità degli oneri personali che uno ha, perché se qualcuno ha sostenuto magari delle spese importanti per la ristrutturazione di un immobile, facilmente ha delle detrazioni IRPEF che si sta portando avanti anno per anno in dichiarazione e che perderle magari è veramente un peccato. Quindi si tratta proprio di fare, io vorrei dire, una simulazione, no? Si dice, beh, facciamo finta quest'anno, se non avessi avuto il regime ordinario ma il forfettario, che tasse avrei pagato, e molto banalmente vado a confrontare gli importi che saltano fuori. Questo per quello che riguarda la parte imposte dirette. Per quello che riguarda l'IVA forse c'è un'altra valutazione da fare. Allora, il regime fiscale forfettario esclude a priori dall'applicazione dell'IVA. Allora, per chi fa attività solo sanitaria, quindi solo attività clinica nei confronti dell'utenza, non cambia niente, la fattura prima è esente, poi diventa esclusa per via del regime forfettario, comunque alla fine non c'è addebito di IVA all'utenza fondamentalmente. Però ci sono anche tante attività che voi fate sotto il grande ombrello, no? Della psicologia, che non sono necessariamente sanitarie e che quindi magari concettualmente sconterebbero il riaddebito dell'IVA. Allora, se stiamo parlando di attività fatte con aziende,
Di solito il problema non si pone, io faccio la parcella, la maggioro dell'IVA, l'azienda si scarica l'IVA e siamo tutti contenti, io la verso, loro la detraggono, me la pagano e non c'è nessun problema. Chi lavora con enti pubblici purtroppo si trova invece, oppure con progetti finanziati, quindi finanziati dalla Comunità Europea, e quindi aspetta magari anche a lungo per avere il pagamento dei compensi. Se deve fare fatture assoggettate ad IVA rischia spesso di rimetterci dei soldi di suo. E mi spiego meglio, il concetto è: se l'ente pubblico o il progetto finanziato ragiona per capitoli di spesa, quindi dice per questa attività io ti liquido 1000 e 1000 sia, nel senso che ci sia IVA, cassa di previdenza o qualunque altra cosa, a me non cambia nulla, comunque 1000 ti do. Se io devo fare la fattura e sono un soggetto IVA, sono costretto a calcolare il mio compenso a ritroso, quindi vuol dire di fatto che non mi metterò 1000 in tasca, perché l'IVA che mi danno poi io la devo versare come se non l'avessi mai presa. Se sono in regime forfettario mi metto 1000 in tasca perché la mia fattura è esclusa da IVA. Quindi è ovvio che se a uno capita qualche volta di far fatture di questo tipo, magari non entrano più di tanto nella valutazione complessiva della convenienza del regime fiscale, ma chi lavora in modo metodico, no? In questo modo, quindi con progetti finanziati, con enti pubblici, per prestazioni che comunque non sono esenti, quindi non sanitarie, effettivamente la valutazione anche sull'aspetto IVA secondo me va fatta. Quindi il fatto di non dover applicare l'IVA a monte potrebbe diventare una cosa conveniente, potrebbe voler dire in qualche modo aumentare in un colpo solo del 22% tutte le proprie entrate dell'anno, per capirci, c'è la quota di IVA che prima dovevo in qualche modo decurtare dal mio compenso. Quindi anche questa secondo me è una valutazione da fare. Altri motivi, diciamo così, che di solito vi dicevo prima risultano interessanti quando si parla si fa una valutazione sull'adesione al regime forfettario, è che il regime forfettario porta con sé delle semplificazioni importanti dal punto di vista gestionale. Tant'è che abbiamo visto che c'è già un esonero a monte per la fatturazione elettronica, almeno quantomeno dicevamo per il ciclo attivo. La contabilità di fatto è una contabilità che non va più tenuta, nel senso che c'è un obbligo di conservazione delle spese, però non di contabilizzazione dei singoli documenti. Non c'è l'assoggettamento agli ISA, che non sono altro che lo strumento di controllo del reddito che ha sostituito da quest'anno lo studio di settore. Non ci sono adempimenti in qualità di sostituto d'imposta, quindi ecco, questa forse è una cosa alla quale prestare attenzione, soprattutto per chi transita da un regime ordinario. Se eravate abituati che quando pagavate un compenso ad un professionista lui vi faceva la fattura con ritenuta e voi versavate quella ritenuta all'erario, poi dovevate fare la certificazione unica, il modello 770, in regime forfettario tutti questi adempimenti non si fanno più, quindi che siano compensi a professionisti, a prestatori d'opera occasionale o quant'altro, comunque il contribuente in regime forfettario non è sostituto d'imposta, i compensi li paga lordi, non versa ritenute per nessuno, non certifica redditi, non fa il modello 770, quindi capite bene che anche questa obiettivamente è una semplificazione non da poco. Anche per quello che riguarda i propri compensi, chi è in regime forfettario non assoggetta ritenuta da conto i propri compensi, quindi se fa una fattura ad un ente, a un operatore economico che normalmente paga il compenso al professionista assoggettando la ritenuta da conto del 20%, di fatto prenderà il compenso lordo e si arrangerà a liquidare le imposte in dichiarazione. Questo, se capite bene, è abbastanza ovvio, perché se l'aliquota d'imposta è il 15% o addirittura il 5% per i primi 5 anni di attività, fare una ritenuta da conto del 20% non avrebbe più senso, quindi è una cosa che è stata prevista per legge. Io avevo fatto diffondere una newsletter con anche un rinvio del materiale sul nuovo regime forfettario, oltre che sulla fatturazione elettronica, anche con un facsimile di fatture. Non so se l'abbiate visto o meno, se avete piacere che guardiamo come si fa una fattura, l'esempio, volete vederla? Vediamola. Ok, allora.
Dopo queste cose le trovate in area riservata del sito dell'ordine, anche gli esempi di fattura. Allora, si vede abbastanza grande, sì? No. Proviamo a ingrandire un po' perché sennò... Va meglio? Allora, in realtà cambia relativa... Proviamo a far così, vediamo se... Un po'. In realtà il corpo della fattura viene fatto assolutamente sempre nello stesso modo, quindi ci sono i vostri dati, i dati del paziente, la data della fattura, il numero progressivo e tutti gli importi relativi ovviamente al compenso, al 2% ENPAP, la marca da bollo se la riaddebitate, quindi non cambia assolutamente niente. Questo è il primo esempio ovviamente per una fattura fatta ad un paziente. Quello che cambia è che ci sono due diciture che vanno messe in calce alla fattura. La seconda, partiamo da quella che insomma magari è nota a tutti, è l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie, articolo 10 numero 18 del decreto IVA, che vale per tutte le prestazioni cliniche, quindi che poi tra l'altro diventano prestazioni detraibili fiscalmente per il paziente. Si deve aggiungere nel caso di adesione al regime fiscale forfettario un'altra dicitura, quindi non cambia nulla nei conteggi in questo caso, però va aggiunta una dicitura di esclusione da IVA proprio per l'adesione al regime forfettario con il riferimento normativo corretto. Articolo 1, 58-59 della legge 190 del 2014 è la legge vecchia istitutiva del forfettario che rimane tale, però è stata modificata secondo me in modo sufficientemente importante da questa legge di bilancio per meritare la menzione specifica anche la legge di bilancio di quest'anno, quindi integrerei l'esclusione da IVA anche con la legge 145 del 2018. Attenzione perché un errore abbastanza frequente, soprattutto per chi magari accede per la prima volta a questo regime fiscale, è quello di dire ma io uso magari il blocco per le ricevute sanitarie, mi indico già lì l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie, quindi mi limito a far quello, non ha senso che vada a mettere un'ulteriore dicitura per l'esclusione da IVA per il regime forfettario, tanto l'IVA comunque non c'è. Guardate che è un errore grosso, importante e che ha delle conseguenze, perché l'adesione al regime forfettario si manifesta, si dice, per comportamento concludente, quindi di fatto uno si comporta come un contribuente forfettario ed è considerato tale. Se non si comporta come un contribuente forfettario, l'amministrazione finanziaria non lo considera tale. Quindi se uno fa una fattura senza indicare che è in regime forfettario, per l'amministrazione finanziaria non è in forfettario. Quindi attenzione, perché invece è fondamentale che ci sia quindi quel riferimento all'esclusione da IVA. Se guardiamo il secondo esempio, è rivisto e corretto praticamente il primo, solo che cambia il tipo di cliente. Qui parliamo di un poliambulatorio, ma potrebbe essere un'associazione, una cooperativa, una scuola, chiunque, voglio dire, sia un soggetto diverso dall'utente finale della prestazione. In questo caso alle diciture che abbiamo visto prima se ne aggiunge una terza, quella relativa al non assoggettamento a ritenuta d'acconto. Anche questa va indicata in fattura, se no chi mi paga è legittimato a operare la ritenuta, quindi devo specificarglielo e indicherò appunto qui anche qua il riferimento normativo corretto. Ripeto, questi esempi li trovate in area riservata del sito dell'ordine. Qui ho fatto due esempi con due clienti diversi, quindi un utente e un operatore economico, ma sempre per prestazioni di carattere sanitario, perché mi consentiva di sottolineare questo fatto che il regime IVA esente è una cosa e dipende dal tipo di prestazione, escluso è un'altra e dipende dal vostro regime fiscale, però è ovvio, tutte e due assolutamente sì. Se proprio uno si trova, come qualche volta succede, con qualche software fatto male, però devo dire la verità, un po' rigido, che non mi consente di metterle entrambe, la prima e non la seconda piuttosto, però quella di esclusione da IVA del regime forfettario è imprescindibile, è importantissima, quindi attenzione a questo.
Se fosse che ovviamente parliamo invece di una prestazione non di carattere sanitario, quindi a quel punto lì l'esenzione IVA articolo 10 numero 18 non va indicata, rimane solo l'esclusione da IVA per il regime forfettario, quindi in quel caso lì solo una, però vede la prima sempre, comunque a prescindere dal cliente e dal tipo di prestazione, indispensabile. Articolo 10 numero 18, certo, se no come si fa a sapere che è esente la prestazione? Ma perché forse lei non è che non l'ha mai scritta, lei usa i blocchi per le ricevute sanitarie. È già scritto. Ok, non l'ha scritta a manina ma è prestampata. Le passiamo il microfono. Grazie mille. No, più che altro perché così anche chi segue in streaming sente la domanda, se no non capisce più niente. Sì, grazie. Ecco, volevo soltanto un chiarimento. Ecco, sì. La prestazione presso l'ambulatorio, il poliambulatorio, l'importo di quel mese, di quel periodo è di 1.000 euro, viene ipotizzato lì. Ecco, il paziente ha pagato quella somma al poliambulatorio, il quale a sua volta poi pratica una ritenuta per le proprie per il proprio agio, insomma, ecco, che magari un 10, un 15, un 25%, certo, dipende dagli accordi. E quindi viene liquidato al professionista il netto. Esatto. Certo. E quello è l'importo che bisogna moltiplicare poi per il 78%? Sì, certo. Quindi quando lei fa la fattura al poliambulatorio la fa già della quota epurata di quello che il poliambulatorio trattiene, ovviamente. Esatto. Ecco, su quello poi va fatto il calcolo del forfettario di cui prima. Sì, assolutamente okay. Sì. Perfetto, grazie. Chi è che fa da passaggio, che c'è una dottoressa in fondo, fate tipo con i bigliettini a scuola senza fare lanci perché il microfono è duro. Eccola. Sì, mi domandavo se questo vale anche per fatture a onlus. Questa dicitura, l'ultima, la terza. Sì, assolutamente sì. L'unica cosa che varia nella fattura alla onlus è che non va applicata la marca da bollo, perché la onlus è esente dall'imposta di bollo, però per il resto sì. E tra l'altro approfitto per anticipare quello che sarebbe oggetto di una slide successiva, ma ci sta, lo diciamo adesso, l'esenzione delle imposte di bollo previste per le onlus è stata estesa alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche da quest'anno, quindi anche le fatture ad associazioni e società sportive vanno fatte senza applicazione del bollo, però per il resto tutto uguale. Ultima cosa, se io sono nel regime forfettario vecchio, diciamo, automaticamente passo al nuovo. È così, adesso è così. Ok. C'è qualche altra domanda su questo? Grazie. Scusi, volevo chiederle, io da quest'anno rientro nel regime forfettario, no? E quindi ancora per quest'anno abbiamo la fatturazione manuale, insomma. Sì. E quindi devo mettere anch'io le due... Sì. Lei passa perché passa dai minimi? No, io sono 27 anni che lavoro. Ok, ah sì, mi diceva prima, sì. Commercialista, ok. Rientra, sì. Prima faceva ordinario, quest'anno rientra nel forfettario, deve mettere quelle diciture, certo. Quindi faccio un timbro praticamente? Sì. Cosa più agevole, no? Certo, assolutamente. Timbro sulla coppia sua e su quella del cliente, certo. Va bene, grazie. Niente. La collega diceva che dall'ordinario passa nel forfettario, ma in automatico? In automatico. In che senso? Adesso questo... Perché anch'io sono in ordinario, cioè quindi potrei passare in forfettario automaticamente senza scegliere? Allora, diciamo che la scelta la fa per comportamento concludente, vuol dire che se quest'anno lei smette di tenere la contabilità, fa le fatture indicando le diciture corrette, l'anno prossimo, quando farà la dichiarazione dei redditi del 2019, compila il quadro dei contribuenti forfettari, lei è in forfettario. Non va fatta nessuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate e il passaggio è automatico se lei aveva i requisiti al 31/12 dell'anno scorso. Però
comunque quello che diceva prima di fare la valutazione col commercialista rimane. Beh, se invece certo. cioè, come dire, se scelgo di rimanere nell'ordinario, non è che si passa in automatico. No, lei passa in automatico se si comporta come un contribuente forfettario. Se lei fa una valutazione che le conviene stare in ordinario, decide di stare in ordinario, in realtà sta facendo una scelta per l'ordinario, è il contrario, e quindi il commercialista, nel momento in cui le farà la dichiarazione del 2019, indicherà questa sua scelta nella dichiarazione che farà però l'anno prossimo, nel 2020. Grazie. Niente. Mi dispiace che vi faccia andare su e giù, però... C'era anche una domanda. Premetto, abbastanza neoiscritta, nel senso che ho fatto l'iscrizione l'anno scorso, quindi ecco, sono magari per me delle novità. Intanto grazie per le slide che le avevo già viste, quindi... Prego. Grazie. Ecco, sì, domande abbastanza semplici, più di conferma che di altro, riguardo le associazioni dilettantistiche sportive. Sì. Nel momento in cui si fa parte, nel senso si fa parte del consiglio direttivo di una SD, e senza però avere una quota tantomeno maggioritaria, questo non ha nessun effetto sul reddito, altro ovviamente. Assolutamente no. Inoltre, appunto, volevo una chiarificazione in merito alle diciture da mettere in fattura. Io sono andata a leggermi direttamente le normative e mi sembrano infatti omnicomprensive in entrambi i casi. Semmai sono un po' di voci sentite da colleghe che mi hanno messo un attimo di dubbi. Una volta che quelle diciture sono presenti ovviamente nei rispettivi casi, ho appunto sentito parlare di timbri, di altro, vorrei capire un attimo come regolarmi, perché quelli mi sembrano completissime. Uno le scrive a mano, le fa su un timbro, non cambia assolutamente niente, non è un perché problema. appunto il facsimile mi sembrava assolutamente completo. Sì. Ok, grazie intanto. Anch'io mi associo ai ringraziamenti per la chiarezza. Purtroppo credo di aver colto una brutta notizia per me e quindi che le chiedo conferma. Io sono stata dipendente di un SRL per 12 anni, sono passata in libera professione a novembre-dicembre dell'anno scorso. L'anno scorso 18? 18. Di conseguenza mi pare di capire, spero che invece di aver capito sbagliato, non posso più rientrare nei forfettari. Sono comunque libera professionista a uno studio, però così la mia principale fonte di reddito lo vado a verificare, però credo di essere sicura quasi al 90%, è stata questa SRL appunto. E quindi e io ho già fatto la mia prima fattura nel 2019 al mio datore di lavoro, con il quale ero prima in un rapporto di dipendenza e adesso e l'ho fatta come forfettaria, ritenendo di esserlo, invece ho sbagliato. Purtroppo sì, no, non ho buone notizie. L'unica cosa che mi viene da dire è lei fa la stessa attività che faceva prima per l'SRL? La stessa, psicoterapeuta per un RSA, sì. Non c'è proprio alcun tipo di cambiamento. No, l'unica cosa è appunto nel momento in cui effettivamente i compensi di quell'SRL non fossero non prevalenti. Che temo invece che lo allora diciamo che si presenta anche una complicazione che non è da poco, nel senso che lei potrebbe oggi pensare che non lo siano e dice io intanto sto in forfettario, poi si accorge in corso d'anno che invece lo sono. E lì, il mio commercialista, che mi faccio seguire naturalmente, insomma non mi ha detto questo, forse non era al corrente di questa cosa, non me lo chiedo perché mi ha confermato che sono nei regimi dei forfettari. Ma forse non ha presente che lei sta fatturando il suo vecchio datore di lavoro? Sì, perché mi seguiva anche prima, dato che avevo comunque uno studio professionale. Allora quindi diciamo che gli è sfuggito. Gli è sfuggito e è sicuro, insomma, se si è dipendenti e poi si passa in libera professione, non si è nel forfettario a meno che il reddito sia secondario. Secondario, quindi basta di poco inferiore. Sì. Benissimo, grazie. Deve decidere eventualmente quest'anno di darci dentro con altri incarichi. Ma in ogni caso devo fare riferimento al 2018, ormai non lo posso più cambiare. Però aspetti un attimo, lei nel 2018 però... Ho avuto a novembre è scattata la libera professione, sì. Quindi tutti i primi mesi ero dipendente, svolgendo attività professionale anche in uno studio di psicoterapia. E quando ha aperto la partita IVA nel 2018... No, l'avevo aperta precedentemente. L'aveva aperta già prima e sì. Quindi il fatturato comunque... lasciamo stare il lavoro dipendente. Sì. Se lei guarda il fatturato 2018,
Comunque è prevalente quello alla SRL? Ipotizzo di sì. Controlli questo? Sì. Perché potrebbe anche essere che lei intanto si conquista il requisito il 31/12/2018 e quindi nel 19 sta in forfettario, poi perde, e lo perde dal 2020 se è vero che nel 2019 non riesce ad alzare il suo reddito da altra fonte. Ok. Guardare, sì. Ma solo nel caso in cui il lavoro libero professionale più le 2 fatture, no, quelle vanno messe, no, solo il lavoro libero professionale da studio sia superiore alle fatture che ha fatto alla SRL l'anno scorso. Questo deve guardare. Alle fatture o anche, anche solo, come dipendente? No, solo alle fatture a quel punto lì. Perché la norma ci dice che non posso stare nel forfettario se ho in corso un rapporto di lavoro con un datore di lavoro al quale inizio a fatturare, sì. Oppure se l'ho avuto nei 2 anni precedenti, sempre che i compensi di quel committente, che diventa un committente non più un datore di lavoro, non siano minoritari rispetto al volume delle mie entrate, e quindi si guarda proprio il dato dei compensi. Quindi lei deve guardare solo le fatture sue del 2018, lasciare stare ovviamente quello che ha preso in lavoro dipendente e dire però se io ho incassato dalla SRL 2000 e dai pazienti 2005, intanto sono a posto per il 2019. Benissimo, mi ha chiarito bene. L'aspetto del dipendente. Che il suo commercialista questo magari l'ha già visto. Benissimo, grazie. Sarebbe una buona notizia. Sì, grazie. Sì, mi scuso, ho dimenticato anche qui volevo chiedere più che altro un consiglio per quanto riguarda appunto sempre il regime forfettario per il codice destinatario, nonostante comunque soprattutto agli inizi le fatture saranno emesse, magari molto poche, però anche quelle ricevute, lei consiglia comunque immediatamente di farsi comunque un codice destinatario all'agenzia o magari a lasciare i 7 zeri di cui parlava prima? No, allora diciamo che secondo me se uno ha una gestione contabile diciamo complessa, nel senso non da regime agevolato, è meglio avere un codice destinatario e almeno allora vuol dire che in qualche modo uno comunque ha già anche una gestione contabile che è supportata da un commercialista e probabilmente è il commercialista che ha dato in uso uno strumento che consente di ricevere le fatture con un determinato codice destinatario. Se uno è in regime agevolato, secondo me anche no, non è necessario, insomma, nel senso che si può tranquillamente andare a consultare le fatture direttamente dal cassetto fiscale. Basta avere le credenziali del fisco online, insomma, e basta. Dottore, lei vuole proprio fare l'unplane stasera? No, 15% per lei. 5 anni da quando si inizia l'attività, ad occhio lei l'ha già iniziata da tempo. Forfettario dal 2015. Nel 2018 borsa di studio e ho fatto pochissimo reddito professionale. Cosa mi succede per il 2018? Però 2018 lei aveva comunque il poco reddito professionale, ma in forfettario? Sì. E borsa di studio assimilata a lavoro dipendente? Sì. Perché che problema? Perché adesso nel 2019 fattura chi le ha fatto la borsa di studio? No. E allora? Non c'è problema? No, perché nel 2015 mi pare di ricordare che si diceva che non ci doveva essere la prevalenza. Ma non è più vero? La legge di bilancio l'ha tolto questo... Ma io quindi non devo vedere le regole del 2015? No, adesso lei per il 2019 guarda quelle nuove. Quelle vecchie le abbandoniamo per tutti. Ma il 2018? Beh, il 2018 lei... Resto dentro lo stesso? Assolutamente sì, è entrata con i requisiti al 31/12/2017. I requisiti si guardano sempre all'anno prima, quindi vecchia normativa. Nel 2017 aveva i requisiti, nel 2018 lei poteva fare quello che voleva, era comunque già in forfettario. Se avesse anche perso qualche requisito, sforato, problemi di qualunque tipo, avrebbe perso i requisiti dal 2019, ma siccome è intervenuta la legge di stabilità a ricambiarli, adesso guarda quelli nuovi. Bene. Ogni tanto do anch'io qualche buona notizia, nonostante il mestiere che faccio. C'è qualcun altro? Ah, sì.
Due domande, nel mio caso specifico, minimi terminati 31 dicembre 2017, tutto nel 2018, quindi in automatico il regime era forfettario, in nessuna fattura ho indicato forfettario. C'è l'esclusione da IVA? Sì, è rimasta la dicitura dei minimi, quelli che precedenti. Quindi c'era comunque un'indicitura di esclusione da IVA, ma il riferimento normativo è sbagliato. Sì. Si correggono tutte le fatture. Quindi rifaccio le fatture con la stessa numerazione, le riconsegno dicendo di annullare quella che avevano già archiviato. Di buttare quelle che queste sono in sostituzione, stessa data, stesso numero, stesso tutto, perché è cambiato il riferimento normativo. Perfetto, grazie. Una seconda curiosità puramente così indicativa. Lei prima ha parlato che sopra una certa soglia, ha detto un 30-40 mila euro, così a livello Faccio indicativo. delle approssimazioni giusto per dare dei parametri di lettura, perché dopo ognuno deve calarli sulla poi sua ovviamente realtà. bisogna calcolare poi nello specifico. Ma quanto si paga con l'ordinario? Cioè la tassa, la percentuale? Allora, se guardiamo gli scaglioni IRPEF partono dal 23%, la base, e vanno fino al 43%. Quindi sono gli stessi di un normale dichiarazione dei redditi dei dipendenti, sì. quindi Assolutamente non cambia sì. nulla. Non cambia nulla. Quindi il vantaggio sta se uno può eventualmente detrarre qualcosa. Esatto. Ok, perfetto, allora mi è tutto più chiaro, grazie. Niente. C'è il dottore qua. Domanda forse un attimo stupida, nel senso, sono psicologo da poco. Da che momento cominciano i 5 anni? Dalla prima fattura? Dall'apertura della partita IVA. Quindi ok, perfetto. Se lei aveva già una partita IVA per altre attività? Devo cominciare. No, dall'apertura della partita IVA. In quel momento scattano i 5 anni? Sì. Perfetto, grazie. Niente. Il collega ha chiarito una cosa, cioè il 23% lei diceva. La prima aliquota IRPEF fino a 15.000 euro di reddito. E quindi in su. Sì. Invece col forfettario 15%. Ma adesso il 15 o anche prima? Anche prima? Anche prima. Ma perché il mio commercialista non me l'ha mai proposto? Perché bisogna vedere se lei aveva i requisiti prima, magari non li aveva. Perché fino all'anno scorso bisognava stare nei 30.000 euro di compensi, quindi può darsi che lei avesse problemi di fatturato o che magari non fosse conveniente, sa perché il 23, la prima aliquota IRPEF 27, 38, 41 e saliamo, però nell'IRPEF ho la deduzione delle spese professionali e le detrazioni IRPEF, nel forfettario né une né le altre, quindi poi alla fine bisogna capire su cosa si calcola l'aliquota, perché se è il 15 su un importo molto più alto... Ma facendo io fatture oltre che per prestazioni a pazienti privati, anche per una pubblica amministrazione, quindi con ritenuta d'acconto col 20%. Sì. Non cambia niente, guardi che la ritenuta d'acconto non deve confondervi, non sono le tasse, è un acconto sulle tasse, è come se fosse un anticipo che state dando ma che poi va conguagliato in dichiarazione, quindi per qualcuno sarà troppo, per qualcuno troppo poco. Sì. No, ma quindi non può essere questo il motivo per cui mi ha fatto stare in ordinario, anche perché avevo... Non c'entra niente, non c'entra niente. Forse avrà fatto una valutazione di convenienza, insomma, almeno mi auguro che sia così. Andrò a chiedere. Okay. O forse non aveva i requisiti, cioè anche questo può essere. D'accordo, grazie. Ci siamo? Ok, allora andiamo un po' in chiusura. Io vi ho messo una slide con 2 punti esclamativi. Attenzione alla scelta per il 2019, un po' perché io mi fido poco, grazie, di quello che l'Agenzia delle Entrate, no, lo sapete, dice in fasi che non sono ufficiali ma più ufficiose che altro. Però che cosa succede? Che se guardiamo la norma, io dico guardiamo le norme perché insomma fatte bene o fatte male però sono la certezza che abbiamo. Sulla norma del regime forfettario, ancora quella istitutiva, quindi che oggi è stata rivista ma che comunque rimane così in tanti aspetti, è scritto che cosa? Che il regime forfettario è un regime naturale per il professionista e che quindi chiunque ha i requisiti per stare in forfettario si intende che sia in forfettario senza appunto dover fare nessuna comunicazione particolare.
La stessa norma dice che chi, pur avendo i requisiti per il forfettario, sceglie, questo lo dice testualmente la norma, la tassazione nei modi ordinari, e questo è proprio il testo della norma, allora quella tipo di scelta lo vincola per almeno un triennio. Allora, io ho sempre detto, guardate che se siete incerti e avete i requisiti al 31/12 dell'anno precedente, meglio farsi un giro di prova nel forfettario per capirci, nel senso, mi conviene, non mi conviene, cosa faccio, adesso è tardi, ormai devo decidere. Fatevi un giro di prova nel forfettario, perché poi potete cambiare idea l'anno prossimo e passare all'ordinario, non viceversa. Se scegliete oggi di stare nell'ordinario pur avendo i requisiti per il forfettario, 3 anni in ordinario dovete per forza tenerli. Io dico questo e ovviamente c'è qualcuno che mi smentirà senz'altro. Perché? Perché ci sono già 2 occasioni di nuovo diverse in cui l'Agenzia delle Entrate ha fatto delle dichiarazioni nell'ambito prima di una risoluzione ministeriale, poi pare confermato anche in Telefisco, dicendo che in realtà il vincolo triennale vale solo per chi sceglie la contabilità ordinaria, ma se uno sceglie una contabilità semplificata di un professionista non è vincolato. Io devo dire che questa cosa qui è una grande fesseria, perché sulla norma è scritta una cosa diversa, non si parla di scelta per la contabilità ordinaria, ma di scelta per la tassazione nei modi ordinari. Quindi secondo me qui l'agenzia ha preso una bellissima cantonata. L'hanno detto tutti e non è che l'ho detto solo io. Nella stampa specializzata e nell'ultimo semestre dell'anno scorso si è parlato diffusamente di questo, proprio perché è uscita una risoluzione in estate dove l'agenzia diceva questo e tutti dicevano questi si sono fatti un grappino prima di scrivere la risoluzione. Io immaginavo che, insomma, per onestà intellettuale, con occasione di Telefisco l'agenzia dicesse sì, forse ci siamo sbagliati, rivediamo la posizione, invece l'hanno confermata. Secondo me facevano più bella figura a dire che effettivamente avevano preso una cantonata. Vogliamo fidarci di questa indicazione? Fidiamoci, però io se devo dire la verità dico, se vogliamo stare prudenti noi teniamo comunque conto che il vincolo triennale c'è e così almeno non se per caso qualcuno con una maggiore onestà intellettuale nei prossimi mesi dovesse dire che si sono sbagliati, non ci troviamo inguaiati con scelte che poi diventano effettivamente vincolanti nel lungo periodo. Io sul forfettario avrei chiuso, a meno che, ma insomma mi pare che le domande siano già arrivate. Io qua vi ho messo proprio così, e sembra quasi di essere alla lotteria, no? Una ipotesi, perché io la chiamo così, di flat tax per il 2020, perché nella legge di bilancio si dice che l'anno prossimo ci troveremo con un ulteriore regime di tassazione agevolata per cui chi non sta neanche nel forfettario, per chi incassa più di 65.000 euro, ma comunque entra nei 100.000 euro, potrà pagare un'imposta al 20%, tassando tra l'altro il reddito calcolato nei modi ordinari, quindi vuol dire deducendo le spese. Con gli stessi, viene a ridere anche a lei, anche a me, io quando l'ho letto 3 volte perché ho detto ma qua stanno facendo i saldi, però bisogna capire se poi il sistema regge. E devo dire che per carità va benissimo, vuol dire che avremo un abbattimento delle tasse importantissimo in tante situazioni, però se devo dire la verità io dico che finché non vedo non credo, e di qui al 2020 fanno a tempo a fare almeno 4 manovre fiscali, quindi correttivi e via dicendo, quindi andiamoci cauti nello sperarci troppo. Diciamo che comunque forse è interessante saperlo oggi perché comunque le cause di accesso, requisiti di accesso e cause di esclusione per questa ipotesi di regime di tassazione sono le stesse del forfettario, quindi se uno ha l'esigenza di rimuovere tra virgolette qualche causa ostativa quest'anno per poter accedere l'anno prossimo, magari ha la possibilità effettivamente di fare delle valutazioni quest'anno, però io devo dire la verità, prendetela con i piedi di piombo perché è legge, ma le leggi si fa presto anche a modificarle, insomma.
Anche questo l'ho messo un po' così perché magari è una cosa che forse può qualche volta interessare il vostro ambito professionale, però insomma non necessariamente per chi ovviamente ha una partita IVA aperta. È un po' il problema di un regime di fiscale e di tassazione dei compensi per le lezioni private da parte degli insegnanti statali. Insomma, si vuole cercare di dare un po' arginare i compensi neri percepiti nell'ambito delle cosiddette ripetizioni, quindi hanno previsto anche qui un regime di tassazione agevolata senza necessità di avere una partita IVA al 15% per i compensi percepiti nel caso di lezioni private, se si è però titolari di un impiego come insegnante nel pubblico. Manca tutta la disposizione attuativa, la stiamo aspettando, quindi poi su come si dovrà fare, questo è un po' da chiarire, però secondo me è interessante sapere che c'è questa opzione già dal 2019. Questa ve l'anticipavo anche già prima, è stata estesa alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l'esenzione dall'imposta di bollo che prima era riservata alle onlus, quindi se qualcuno di voi, alla fine a voi tutto sommato interessa più che altro per l'emissione delle fatture, se qualcuno di voi deve fare una fattura che non ha IVA e che supera i 77,47 € ad una onlus già prima, ma adesso anche ad un'associazione sportiva dilettantistica, sa che la può fare senza applicare l'imposta di bollo, perché l'esenzione che va a beneficio dell'associazione che ovviamente riceve il documento ricade anche sul soggetto che emette la fattura, quindi insomma mi sembra che fosse interessante saperlo. Con questo io avrei chiuso anche il programma della serata, quindi se ci sono domande volentieri vi ridò il microfono, se no ci rivediamo in altra sede. C'è qualcuno che ha bisogno? A voi. Lo chiedevo prima quando insomma c'era già qualcuno, ma magari rinnovo la richiesta. C'è qualcuno che sta aspettando risposte da me nell'ambito del servizio di consulenza fiscale? Allora lei ha trovato risposta? No, perché in realtà era una cosa era più personale. Mi avete chiamato stamattina con il telefono su qualcos'altro e poi siete stati sempre occupati. Ok, va bene, e allora magari... Va bene. No, perché ecco, chi ha fatto quesiti sappia che c'è una mole enorme di quesiti lì che io devo avere il tempo di affrontare, insomma. Siccome alcune cose personali, forse è meglio magari che prenda l'appuntamento lì nell'ordine e magari ne parliamo con calma, perché io ero venuto da lei ancora l'anno scorso, non so se si ricorda, però siccome io avevo un reddito da pensione che sono un anno e mezzo fa superava, allora non entrava il forfettario, io con questo poliambulatorio ho fatto solo qualche prestazione, l'ho messa in congelatore, nel senso che non ho incassato nulla, perché c'era